Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati alla nostra edizione straordinaria anche oggi con voi per 2 ore e mezza per raccontarvi quello che accade nel nostro territorio e non solo. E allora, come sempre, i temi sono tantissimi. Prima di iniziare a parlare dell'emergenza Covid, ma non solo, e di tutti gli aggiornamenti possibili, alcuni aggiornamenti di cronaca importanti da darvi subito, cronaca anche del nord-est, non solo del Veneto, il nostro vicino Friuli Venezia Giulia in questo caso. Perché? Perché è stata una mattinata di terrore in pieno centro a Trieste. Questa mattina intorno alle 8 si è verificata una sparatoria in via Carducci nel centro di Trieste. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui una a quanto pare in gravi condizioni. La sparatoria è venuta all'esterno di un bar gestito da cinesi all'angolo con la via San Francesco, in centro, tra gruppi di operai di nazionalità straniere. Queste sono le immagini, insomma, poco dopo gli spari e quanto avvenuto. Nazionalità straniera, kosovari e albanesi questi operai. Secondo alcune indiscrezioni questa rissa, questa sparatoria sarebbe stata scaturita da dissidi legati proprio a questioni di lavoro, e dopo un iniziale diverbio i gruppi, composti a quanto pare da numerose persone, si sarebbero scontrati anche con spranghe. Poi uno di loro avrebbe estratto delle pistole e sparato alcuni colpi. 2 uomini in fuga sono stati fermati poco dopo dalle forze dell'ordine. C'è stata una sparatoria anche durante l'arresto. Ci sono polizia, carabinieri, guardia di finanza, ovviamente i soccorritori del SUEM 118 con delle ambulanze. Nella vicenda sarebbero coinvolte numerose persone, indagini che sono coordinate dalla PM di turno Chiara De Grassi. E insomma, sul marciapiede a terra, come vedete anche in queste immagini, ci sono sgabelli, vetri rotti, bastoni di legno e uno zaino nero. È una vicenda ovviamente che ha sconvolto la mattinata di Trieste, e vi daremo ovviamente nuovi aggiornamenti nel corso della nostra edizione straordinaria. Queste sono le immagini dei soccorritori che portano via alcuni dei feriti di questa sparatoria. Una mattinata appunto sconvolta in una Trieste che ovviamente si trova anche a un mese dalle elezioni. Queste comunque le prime immagini degli interventi successivi alla sparatoria. Vi ripeto, vi daremo poi ulteriori aggiornamenti anche su quanto accaduto a Trieste. Poi un altro aggiornamento di cronaca invece, torniamo nel nostro Veneto. Purtroppo un altro infausto incidente stradale che è avvenuto ieri sera lungo la tangenziale di Mestre tra Casello di Milano e quello di Dolo, e purtroppo c'è stata una vittima, uno scontro tra alcune vetture. Un bambino di nazionalità tedesca di 5 anni è morto nella notte all'ospedale pediatrico di Padova, dove era ricoverato già da ieri sera in gravissime condizioni per l'incidente avvenuto intorno alle 20:30. Un tamponamento tra 2 autovetture, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco, e nel sinistro è rimasta gravemente ferita anche la sorellina del bimbo, anch'essa trasportata a Padova, e poi anche un adulto, ma in maniera più lieve. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale di Mestre e il personale ausiliario della concessionaria autostradale CAV. Si era sperato che le condizioni del bimbo, già gravissimo, migliorassero dopo il ricovero a Padova. Purtroppo nella notte il bimbo di 5 anni, lo ripetiamo, di nazionalità tedesca, è morto. Questi 2 aggiornamenti di cronaca doverosi in primo piano. Poi prima di collegarci con il nostro ospite, un'altra notizia che approfondiremo più tardi, perché siamo al 4 di settembre, quindi fra un mese esatto sarà la giornata dello spoglio delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, e dunque si sono chiuse le liste. Per presentare i candidati sindaci e consiglieri, e quindi da oggi sapremo quali sono gli sfidanti in modo completo in tutti gli 84 comuni del Veneto che vanno al voto in questa tornata elettorale. Solo per ricordarvi un po' di cifre, a Venezia, nella provincia di Venezia, sono 11 i comuni che vanno al voto, e il più importante, gli occhi puntati sono su Chioggia, che è il comune più importante che va al voto in questa tornata elettorale in Veneto, ma poi ci sono anche numeri importanti anche nella provincia di Venezia, anche se non superano i 15.000 abitanti, come Dolo, Caorle, Cavarzere, Musile di Piave.
Chioggia è uno dei comuni, l'unico comune della provincia di Venezia dove si potrebbe arrivare al ballottaggio. Poi Treviso 8 comuni, e qui sono ben 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti: Conegliano, Montebelluna, Oderzo e Villorba. A Padova sono 14 comuni al voto, e di questi al ballottaggio potrebbero andare Albignasico, Cittadella ed Este. A Verona ben 23 comuni al voto, e tra questi i più importanti Bovolone e San Giovanni Lupatoto. A Vicenza 12 comuni, ricordiamo tra questi il più importante Caldogno. Poi a Rovigo altri 8 comuni, Rosolina in questo caso i più importanti, e a Belluno altri 8 comuni, Alano di Piave, Alpago e Val di Zoldo i più importanti. Insomma 84 comuni al voto, quindi la carica dei candidati sia consiglieri comunali che sindaci. Questa sera nel corso dei nostri telegiornali vedremo il quadro completo della situazione, insomma ormai a un mese dalla tornata elettorale delle amministrative. Questo dunque il primissimo aggiornamento, e intanto si discute in queste settimane, in questi mesi, ma soprattutto in queste settimane, di come è cambiata la società italiana e veneta in questo anno e mezzo. Si è ricordato anche più spesso, l'ha ricordato il governatore Zaia in questi giorni in uno dei suoi punti stampa, insomma siamo passati da quell'andrà tutto bene, dai balconi, dalla solidarietà cementata un po' anche dalla paura evidentemente, all'odio Novax. Non c'è praticamente figura istituzionale che non sia stata bersaglio di minacce e di attacchi in queste settimane. Stigmatizzato questo comportamento anche dal Premier Draghi nell'ultima conferenza stampa. E allora chi meglio di un sociologo può raccontarci, guidarci in questo percorso di come è cambiata la società in questo anno e mezzo? Ringrazio e saluto il professor Vittorio Filippi, buongiorno. Buongiorno a voi, buona mattinata. Allora, era stato nostro ospite qui, credo proprio poco più di un anno fa, eravamo nel mezzo della pandemia e insomma già dicevamo la società cambierà inevitabilmente. È cambiata, lo sappiamo, non sappiamo se sarà un cambiamento irreversibile, forse sì. Le chiedo intanto, in questo anno e mezzo si aspettava questo cambiamento dall'andrà tutto bene all'odio Novax, all'odio insomma tra categorie di persone? Beh, allora, di solito, come è stata, anche noi ce ne intendiamo come veneti, come è stata un secolo fa anche la spagnola, le grandi pandemie, le grandi epidemie sono sempre un fattore di non solo di cambiamento sociale, ma di accelerazione di tendenze che c'erano già. Ne cito solo, che ne so, ad esempio il discorso delle nascite, il crollo che abbiamo avuto per effetto della pandemia era in realtà, però seguiva una tendenza con segno meno che durava già da tempo. Ecco, quello dell'odio, io credo che anche questo sia un discorso pandemia e che la pandemia comunque ha esasperato, e cioè rientri nella famiglia dell'antipolitica, e cioè di tutte quelle figure istituzionali, politiche, scientifiche, giornalistiche, eccetera, che vengono oggi prese facilmente di mira, anche grazie alla facilità della rete, perché con la rete si può avere una diffusività del messaggio e al tempo stesso, per chi vuole, anche una certa, come dire, un certo anonimato, e questo discorso contrario ai vaccini, contrario alla scienza, contrario a una certa visione razionale. Ecco, tutto sommato non è un discorso quindi nuovo, addirittura per chi ha fatto studi classici. C'è un passaggio di Platone, in una delle sue opere più famose, il Fedone, dove lui crea proprio la parola misologia. La misologia è l'odio verso il ragionamento, verso il discorso pacato, verso il discorso appunto ragionato, approfondito. Ecco, oggi viviamo in una società dai toni sopra le righe, quindi dei toni sempre esasperati, di chi grida di più. Non ha importanza se le teorie poi proposte sono strampalate, curiose o semplicemente assurde e non scientifiche, però esistono, vengono gridate, ripeto, vengono gridate con facilità,
perché abbiamo uno strumento che ce lo permette, che è ormai libero per tutti, che è la rete, e attraverso questo quindi emerge uno dei tanti aspetti dell'antipolitica che però in realtà è maturato in questi ultimi anni e che, ripeto ancora, l'epidemia ha semplicemente cambiato di tiro e comunque enfatizzato. Ecco, quindi se lo aspettava insomma in buona parte quello che sarebbe accaduto. È un processo secondo lei irreversibile? Si riuscirà a tornare a un po' di equilibrio, ad abbassare i toni, oppure le responsabilità della politica, anche dei mezzi di informazione ormai come dire, sono dirimenti? Ma io credo che probabilmente verrà cambiato l'asse, e cioè non sarà più quello, sperando di uscire da questo tunnel della pandemia, verrà spostato l'asse, nel senso che verrà spostato l'obiettivo, non sarà più le vaccinazioni sì, vaccinazioni no, ma sarà spostato su ulteriori fattori che vengono sempre offerti, per carità. Ce ne sono, ad esempio, un fattore che in pratica oggi, un fattore critico che è scomparso è quello dell'immigrazione. Quando si parlava dell'invasione addirittura, oggi questo è stato completamente assopito, non dico scomparso, ma non se ne parla più, non è più motivo di polemica, non è più gli sbarchi, ecco, era roba di qualche anno fa. Dopodiché c'è stata una cappa di fratellanza obbligata indotta dalla paura, chiaramente, del numero molto cattivo dei morti, dei colpiti, degli ammalati, delle terapie intensive piene, eccetera. Adesso, passato questo effetto paura, rinasce questo sentimento divisorio, questo sentimento di rancore sociale. Questo rancore sociale io non so se proseguirà. Io credo che proseguirà se non verranno, come dire, risolte, ovviamente dalla politica, se non verranno risolte tutta una serie di difficoltà, incongruenze, problemi. Ne cito solo alcuni, quelli legati all'economia, quelli legati alle trasformazioni del lavoro, quelli legati alla gestione dei flussi migratori. Ecco, su questo dipenderà da come verranno gestite, cioè se saremo una società sempre rancorosa o se potremo essere una società un po' più armoniosa. Non dico una società felice, per carità, perché questo è solo sui libri, ma una società che ha un certo grado di armonia e bassi gradi di conflitto. La sociologia, diciamo, studia anche molto, si occupa molto anche delle differenze tra le fasce d'età. In questo percorso di questo anno e mezzo, in questa situazione odierna, vede delle differenze? Allora, se dovessimo fare un bilancio generazionale, che credo questo sia la domanda, di ciò che ha prodotto la pandemia è dal punto di vista delle vittime in senso stretto del termine, cioè di morti, ha colpito, questo è ovvio, chiaramente più le fasce più anziane. Credo che però ci siano delle vittime più di lunga durata, e le vittime più di lunga durata sono i giovani, che hanno avuto problemi con l'inserimento nel lavoro, problemi con le scuole che erano, nella migliore delle ipotesi, in DAD, problemi dal punto di vista della natalità e della loro progettualità a sposarsi, fare figli, uscire di casa, eccetera. Ecco, credo ci sia stato dal punto di vista dei giovani, dei più giovani, non vittime fisiche, grazie al cielo, ma vittime sociali, cioè sono stati come dire, ritardati nel loro processo di ingresso, di maturazione, nel loro processo di diventare adulti. Si dice in termine tecnico-sociologico che la nostra è una società sempre più degiovanilizzata, e non vuol dire perché ci sono più anziani, ma dove purtroppo i giovani contano sempre di meno.
E dopo una guerra solitamente, insomma, la storia ci insegna che dalle macerie si ricostruisce, quindi c'è sempre stata una spinta positiva di ricostruzione dopo grandi conflitti. Questo conflitto purtroppo deve ancora terminare, ma crede che anche da questo conflitto diverso chiaramente rispetto alle guerre possa rinascere qualcosa, una spinta positiva? Ma di questo non solo lo spero, ma ne sono anche abbastanza sicuro. Certamente poi c'è un rimbalzo, sia in campo economico, sia dal punto di vista delle speranze, sia dal punto di vista demografico. Certo che ci sarà un rimbalzo positivo, un recupero. Però ecco, per alcune cose però è come se noi ci facessimo una ferita. Possiamo guarire perfettamente dalla ferita, rimane un ricordo, però la cicatrice, questa sì, rimane. Ecco, la cicatrice è, ne faccio un esempio, quel buco demografico che si è creato, quei bambini che non sono nati, non è che possano essere poi recuperati. Ecco, quindi rimarranno, è ovvio, tutte quelle persone che sono decedute, non è che le potremmo riavere ancora una volta con noi. Ecco, di questo rimarrà una cicatrice. Certo, un rimbalzo positivo, un miglioramento sotto più fronti, però ecco, alcuni danni rimangono irreversibili e rimarranno appunto a segnare anche storicamente questo biennio tragico, pesante che abbiamo vissuto. Le faccio l'ultima domanda. Lei prima ha parlato della politica, insomma deve partire comunque dalla politica il cambiamento che poi come un effetto domino potrebbe far tornare una società meno rancorosa, lo diceva prima. È tutto un problema della politica, dobbiamo cambiare anche noi qualcosa, e quando dico noi ci metto anche i mezzi di informazione, ma anche al di là delle categorie come persone, anche per evitare di cadere in questa guerra social. La post-verità, lo diceva lei, è un fenomeno che era precedente alla pandemia, è ormai un fenomeno innescato che la politica dovrà in qualche modo cercare di gestire, ma è solo un problema di politica? È una cosa che deve partire anche da ogni singolo? Beh, la politica non è una categoria astratta. Noi e la politica siamo noi siamo la politica. Noi siamo la politica perché siamo già dei politici. Quando noi votiamo ogni 5 anni, ho sentito prima tutti quei comuni, ad esempio in Veneto, si apprestano a votare, ecco, tutto questo è già politica. Quindi la politica non sono i politici, la politica siamo noi. Ecco, e quindi è ovvio che quando io dico la politica intendo dire chiaramente noi, i nostri comportamenti, i nostri modi di pensare. Ecco, io credo che vadano disinnescati alcuni toni e soprattutto alcune forme di pensiero che sono, io le ho chiamate rancorose, ma potremmo anche chiamarle sospettose, sfiduciate. Ecco, noi abbiamo bisogno oggi di una grande iniezione di fiducia, senza ingenuità chiaramente, ma di credere un po' di più non solo in noi stessi, ma di credere anche un po' di più nell'altro. Altrimenti, ecco, questa società rancorosa è una società spiacevole, è una società, scusate il gioco di parole, poco sociale. E io credo che a nessuno piaccia vivere in un contesto così difficile, così sarebbe come vivere in una famiglia dove si litiga spesso. Credo sia una cosa essenzialmente, ecco, non augurabile e anzi credo che quello che abbiamo subito anche in ricordo dei nostri morti, di chi abbiamo perduto, ci serva invece come elemento di miglioramento, non di ulteriore come dire, incattivimento. Grazie davvero professor Filippi, grazie per questo suo excursus e anche per queste parole insomma importanti che possono segnare poi il percorso futuro. Grazie e buon lavoro professore. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie. Queste dunque le parole del sociologo Vittorio Filippi. Allora noi adesso cambiamo argomento e andiamo come ogni mattina ormai dal nostro Filippo Fois insieme a Renato Capoia, che vedo già con una ospite. Siamo alla Mostra del Cinema, tante le novità di oggi. Allora Filippo, vai.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo al Lido di Venezia, naturalmente lo scenario alle nostre spalle inconfondibile. Vi presento subito l'ospite, la nostra prima ospite dei vari collegamenti che faremo questa mattina è Valentina Martelli, fondatrice e amministratrice delegata di ITTV Festival Venezia Los Angeles, ed è tra l'altro una storia come le tante che vi stiamo raccontando durante questi collegamenti che lega il Veneto, parte dal Veneto per poi avere un grosso respiro internazionale, perché Valentina Martelli è di San Biagio di Callalta, è stato un volto storico anche di Antenna 3 e adesso però vive a Los Angeles, dove presenta un festival, dove ha ideato un festival già da diversi anni, si svolge a Los Angeles alla fine di ottobre. Che cos'è questo festival? Perché uno potrebbe dire, beh, festival ne abbiamo già visti tanti, ma questo è diverso. Questo è assolutamente diverso. Intanto grazie, torno un po' a casa perché appunto per me è Antenna 3 dove tutto è iniziato, quindi sono sempre felice di tornare a parlare, a raccontare qualcosa, anche se non dalla parte tua, quindi del giornalista, ma dalla parte dell'intervistato, a quella che per me è la casa di partenza. ITTV, giustamente come dici tu, un altro festival, è vero, siamo pieni di festival in Italia, festival in America, festival dedicati al mondo del cinema. Io assieme a un paio di colleghe nel 2018 abbiamo fatto una riflessione. Io ho pensato: perché si fa soltanto cinema e si danno solo dei premi, quando in realtà questi momenti, queste situazioni possono essere una grande promozione di quello che è il sistema Italia, perché ognuno di noi, quando guarda una serie televisiva, quando guarda un film, quando guarda un documentario, in realtà vede qualcosa che racconta non soltanto la scrittura che c'è alle spalle, la produzione, la distribuzione, ma racconta un territorio, racconta le persone, racconta i brand, cioè la pubblicità che ci può stare dietro. Quindi il nostro è un hub. Cos'è un hub? Un mondo dove tutte queste realtà si mettono assieme, creando una vetrina privilegiata per gli americani, perché sono loro che ci ascoltano. Quindi, vivendo io a Los Angeles ho voluto fondare ITTV. Certo, lei partendo da San Biagio di Callalta ha creato questo ponte ideale tramite chiaramente l'offerta artistica che promuove. Tra l'altro mi sembra che di San Biagio di Callalta era anche Pierre Cardin, per cui ci sono diversi altri veneti. Vicino di casa, tra le altre cose. Devo dire che i veneti lavorano molto, lavorano duramente, hanno sempre questa grande umiltà nel non volere apparire, lavorano sempre un po' dietro le quinte, è un po' quello che abbiamo ereditato, no? Lavorare duro, essere sempre presenti, però veramente il mondo, ti assicuro, è pieno di grandissimi talenti veneti, trevigiani, veneziani, padovani, che spiccano a livello internazionale. Uno, per dirvi, che parteciperà tra le altre cose al mio panel più tardi, dei fondatori di WIP. WIP è una delle più grandi case di produzione americane, è un veneziano, si chiama Matteo Perale, e anche lui lavora dietro le quinte, quindi c'è grande soddisfazione quando si incontrano realtà del genere, perché insomma siamo veneti e siamo orgogliosi di esserlo. E tra l'altro uno di questi incontri è proprio nello stand della Regione Veneto, nello spazio eventi della Regione Veneto, Veneto Film Commission. È difficile però farsi largo a livello internazionale, presumo che in un posto come Los Angeles, quindi anche Hollywood, la concorrenza sia altissima e forse all'inizio bisogna superare anche una certa diffidenza per un mercato come quello americano, che è abituato a guardarsi abbastanza all'interno e a non aprirsi a livello internazionale. È sicuramente una sfida, non è semplice, bisogna crederci. Sembrano delle parole scontate, sicuramente lo sono per certe cose, però la verità è che l'America ha un grande pregio, riconosce le idee, e quando riconosce l'idea la sposa. Noi nel nostro festival, quando abbiamo iniziato, in realtà temevamo di non avere questo supporto. Invece quando vai dagli americani ti proponi con qualcosa di forte, con qualcosa che in qualche modo li incuriosisca, aprono le porte e ti danno soddisfazione, molta di più, per dire, degli italiani, per dire il famoso nemo profeta in patria. Purtroppo è verissimo, e questo a me l'America ha dato la possibilità di raccontare poi alla fine il mio paese, quello che
l'Italia fa attraverso, ripeto, le produzioni dell'audiovisivo, quindi le serie che noi vediamo a casa, no? Perché poi alla fine diventiamo così, ci sembrano familiari, no? Le persone che ci entrano in casa in televisione ogni sera, ogni giorno, ci sembra di conoscere, quindi attraverso questo modo raccontiamo quello che l'Italia sa fare, come l'Italia sta crescendo, e venire qui a Venezia per noi era importante, e quindi ringraziamo veramente questa collaborazione che è nata con la Veneto Film Commission, ringraziamo la Regione Veneto per lo spazio che ci dà, e avremo ben 2 panel molto importanti nella giornata di domani. Ecco, tra l'altro invece nella giornata di oggi, proprio a proposito della promozione del territorio anche attraverso l'audiovisivo, c'è la presentazione di un accordo che è stato stretto tra la Veneto Film Commission e l'assessorato al turismo della Regione Veneto. Ne parleremo nei prossimi collegamenti. Lei mi parlava anche di alcune produzioni molto particolari nella maniera in cui sono state composte, per esempio con un crowdfunding, che vuol dire raccogliere offerte, ma non di denaro, di prestazioni. Di collaborazioni. Ed è la storia di Mila. Mila è un corto di animazione che è stato realizzato da un'altra italiana all'estero, in realtà lei è trentina, grande animatrice e regista di film di animazione, tra le altre cose una delle poche donne nella regia, quindi anche questa cosa del ruolo delle donne in un momento di grande cambiamento, in un momento in cui la gender equality, cioè la parità di sesso, ma anche la parità di attenzione riguardo ai ruoli è molto forte. Cinzia ha creato questo corto. La cosa interessante è che questo corto ha impiegato 12 anni per essere realizzato, della storia di una bambina vittima della seconda guerra mondiale, dei bombardamenti della Portela, ed è stato creato con questo crowdsourcing, cioè praticamente Cinzia è riuscita a trovare 350 artisti da 35 paesi del mondo che hanno donato il loro tempo gratuitamente per fare questo corto, cioè questa versione breve di un film di animazione che adesso sta facendo il circuito dei festival perché punta all'Oscar. In questo caso io sono molto orgogliosa di essere uno dei produttori esecutivi, perché è una scommessa nella quale abbiamo creduto tanti, tutte queste piccole scommesse, di nuovo un altro progetto italiano, quindi è bello, veramente molto bello questo. Infatti è fantastico, stiamo imparando un sacco di cose nuove, c'è veramente tantissimo fermento e tanta creatività e tantissimi veneti come lei che dopo dovrà tornare a Los Angeles. Ma tornerò sempre. Tornerò sempre. Comunque ci vedono anche in Trentino, per cui per quello che riguarda questa storia spero che abbia fatto piacere anche ai nostri telespettatori che ci seguono dal Trentino. Valentina, io le auguro quindi buona fortuna adesso. Grazie. Per tutte le sue attività, buon rientro a Los Angeles e buon ritorno poi quando tornerà anche a San Biagio di Callalta. E grazie a voi dell'ospitalità. Ecco, per ora da Lido è tutto, ci vediamo. Ti posso chiedere una cosa, Filippo? Della Regione Veneto, Veneto Film Commission. Sì. No, volevo chiederti solo un aggiornamento veloce. Mi confermi, oggi c'è il secondo film italiano in concorso di Michelangelo Frammartino, è uno dei film attesi dopo ormai al giro di boa di questa mostra del cinema, è Il Buco, film di Michelangelo Frammartino. E poi oggi so che ti stuzzico perché tu sei un amante del rock britannico soprattutto, so che viene presentato anche un documentario sui Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, e si aggira forse qualcuno degli storici componenti della band lì al Lido di Venezia, è così? Sì, esattamente, e diciamo quello del documentario sui Led Zeppelin è la cosa di cui sto sentendo più parlare in questo momento, perché Jimmy Page, che naturalmente è il chitarrista, uno dei 3 membri sopravvissuti della band, dovrebbe arrivare o forse è già arrivato in questo momento, mi dicono che è appena arrivato ed è in conferenza stampa. Noi abbiamo visto un sacco di gente che è arrivata, alcuni li abbiamo fermati, erano di Bologna, e quando hanno visto sul profilo Twitter della compagna di Jimmy Page che lui era qui, hanno preso immediatamente un treno. Abbiamo visto diversa gente con le magliette dei Led Zeppelin che faceva la spola tra l'Excelsior, dove c'è un approdo, quello storico dei VIP che arrivano in motoscafo, e un altro approdo che si trova dietro il Casino del Lido, che è dietro il Palazzo del Cinema, perché non si capiva bene dove sarebbe arrivato. Adesso è arrivato e spero per loro che l'abbiano visto, per le persone che abbiamo incontrato ci tenevano parecchio e venivano anche da molto lontano, insomma poi vi racconteremo anche cosa è successo.
successo. Anche tu ti tieni un po'. Hanno messo a posto. Sì, ma mi sa che sarà difficile vederlo. Vedremo. Grazie, allora, grazie a Filippo. Vedremo il documentario. Ci sentiamo dopo per i prossimi collegamenti. Grazie a te e grazie a Valentina Martelli. A dopo. Grazie. Allora, pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Dunque abbiamo fatto un primo excursus cronaca, poi abbiamo parlato con il sociologo Vittorio Filippi, abbiamo raccontato come è cambiata la società italiana e veneta in questo anno e mezzo, come si è passati da quella andrà tutto bene, dalla solidarietà all'odio di questo periodo, l'odio Novax soprattutto. Abbiamo fatto il primo collegamento con la mostra del cinema di Venezia con il nostro Filippo Fois, e ce ne saranno altri 2 nel corso della nostra edizione straordinaria. Oggi il secondo film italiano in concorso, tante novità, c'è anche il atteso film documentario sui Led Zeppelin con Jimmy Page, il chitarrista storico della band forse più importante del rock del dopoguerra, e poi c'è anche un importante accordo, ce ne parlerà fra poco proprio Filippo Fois, tra la Regione Veneto e Veneto Film Commission. Quindi questi temi affrontati finora. Abbiamo parlato anche dei comuni al voto, perché oggi si chiudono le liste, di fatto si sono già chiuse le liste dei candidati consiglieri e sindaci per gli 84 comuni al voto, ma torneremo a parlarne fra poco. Si vota il 3 e 4 di ottobre. E torniamo però alla cronaca. Abbiamo parlato anche del purtroppo incidente mortale avvenuto la scorsa ieri sera lungo la tangenziale di Mestre, tra Mirano e Dolo, con un bimbo di 5 anni morto, un Veneto che è funestato anche da un'altra tragedia, quella del 17enne padovano morto dopo un tragico incidente nel comune di Selvazzano. Aveva voluto provare la moto dell'amico e purtroppo è finito in tragedia. Vediamo. Aveva detto di stare bene all'automobilista di passaggio che lo aveva soccorso in via Don Bosco a Caselle di Selvazzano. La vita di Filippo Contin, 17 anni, residente a Padova, è invece finita poche ore dopo in ospedale, dove i medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo intorno alla mezzanotte di venerdì aveva preso in prestito da un amico la sua moto senza avere il patentino per guidarla. Pochi chilometri dopo il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della segnaletica. Subito soccorso dai sanitari del SUEM, allertati dall'automobilista che lo aveva visto a terra, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che hanno sequestrato il mezzo. Adesso invece torniamo con le immagini e le notizie con cui abbiamo aperto questa edizione straordinaria, che riguarda il Friuli Venezia Giulia Trieste, con la sparatoria avvenuta questa mattina in centro, in momenti di terrore, il Far West davvero in pieno centro città. Vi ricordo cosa è accaduto: intorno alle 8 almeno 8 persone sono rimaste ferite, di cui una persona in gravi condizioni. Una sparatoria avvenuta all'esterno di un bar tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi. Secondo alcune indiscrezioni, una violenza scaturita da dissidi proprio per questioni di lavoro. Dopo un iniziale diverbio, i gruppi, che sarebbero composti da numerose persone, si sono scontrati anche con spranghe, e poi successivamente qualcuno avrebbe estratto delle pistole e avrebbe fatto fuoco. 2 uomini in fuga sono stati fermati. Poco dopo, in zona Lizard, c'è stata anche una sparatoria durante l'arresto. Ovviamente sul posto, come vedete nelle immagini, le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, anche la Guardia di Finanza, ovviamente i soccorritori del SUEM 118. Ancora da capire bene, insomma, la dinamica di quanto accaduto e le motivazioni, come dicevamo, probabilmente legate a motivi di lavoro. Resta il fatto che la città si è svegliata con questi spari che hanno terrorizzato il centro di Trieste. Queste appunto sono le immagini girate poco dopo i primi interventi delle forze dell'ordine in pieno centro città. Quindi questo quanto accaduto a Trieste. Ci saranno aggiornamenti, ve li daremo nel corso della nostra edizione straordinaria. Un altro aggiornamento invece riguarda il Covid, l'emergenza Covid. Lo vediamo i dati
del contagi nelle ultime 24 ore, 645 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 5 i decessi. Le vittime ad inizio pandemia arrivano a 11.698, i tamponi effettuati nelle 24 ore sono 49.072, 12.501 molecolari e 36.571 antigenici. Gli attuali positivi scendono a 12.966. Importante la questione dei ricoveri, 220 ricoverati in area non critica, meno 5 rispetto alle ultime 24 ore e 51 in terapia intensiva, meno 3. Come sapete la soglia dei 50 è quello che fa scattare la seconda fase, diciamo, delle emergenze ospedaliere, quindi siamo nella soglia. E intanto a Treviso da ieri si discute di questa vicenda legata alle vaccinazioni e al Green Pass, la vicenda di un'infermiera del principale centro vaccinale della Marca, l'ex Maber di Villorba, che è sotto indagine per aver finto di inoculare il vaccino ad amici Novax che volevano il Green Pass. Lei peraltro vaccinata lo è già, caso però limitato a una cerca di conoscenti, specificano dall'ULSS 2, e proprio dall'azienda sanitaria è partita la segnalazione alla procura che ora indaga. Vediamo. Fingeva di vaccinare amici Novax per far avere loro il Green Pass. Un'infermiera cinquantenne, dipendente dell'ULSS 2 in servizio al centro vaccinale di Villorba, all'ex Maber, è finita nel mirino della procura trevigiana che ha aperto a suo carico un fascicolo. Gli investigatori della squadra mobile si sono recati ieri a Villorba per sequestrare i bidoncini utilizzati dall'operatrice per smaltire fiale e siringhe, accompagnandola poi in questura per essere interrogata. Il nostro messaggio è in primis che questa segnalazione è stata fatta dall'ULSS, dal Dipartimento di Prevenzione, dal dottor De Rui e dai suoi collaboratori. Ringraziamo la Polizia di Stato che sta facendo da tempo un buon lavoro. Diciamo a tutti i vaccinati che non si preoccupino, quindi non ci sono problemi, e poi siamo in attesa ovviamente della decisione del magistrato. L'indagine va avanti da settimane. All'infermiera vengono contestati reati di falso ideologico e omissione di atti d'ufficio. Una decina i conoscenti che avrebbero utilizzato questo escamotage e che a loro volta rischiano ora l'accusa di falso ideologico in concorso, a partire dalla donna che stava ottenendo proprio ieri, quando la polizia è intervenuta, il favore del falso vaccino. Resta il fatto che quello della cinquantenne sarebbe stato un comportamento ristretto a una cerchia di amici. Limitato ai conoscenti, quindi certamente non alla gran massa delle persone che sono state vaccinate e che continueranno a vaccinarsi. I cittadini che si sono vaccinati a Villorba, ribadisce il direttore generale Benazzi, possono stare tranquilli. Nel frattempo, in attesa che vengano completati gli accertamenti, la dipendente è stata sospesa dall'incarico. Questa nostra collaboratrice dall'oggi non è in servizio. Questo dunque le parole del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi. E allora il Green Pass, l'obbligo vaccinale sono temi di cui si discute ormai da 2 giorni, da quando cioè il Premier Draghi in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri ha detto sostanzialmente due cose. Primo, che ci sarà la cabina di regia per l'estensione del Green Pass in azienda di fatto e anche negli uffici pubblici, e poi l'obbligo vaccinale con il Premier che si è detto d'accordo con l'introduzione dell'obbligo vaccinale con tempi e modalità da definire. Bene, la cabina di regia ci sarà giovedì prossimo, si potrebbe quindi arrivare in tempi brevi entro ottobre o nel mese di ottobre al Green Pass, che verrebbe esteso agli uffici pubblici ma anche nelle aziende quindi private, ovviamente con tutta la gestione che deve essere in mano alle aziende, alle società ma anche ai sindacati. Fra poco ci colleghiamo proprio con loro. E poi l'obbligo vaccinale, che potrebbe essere un'ipotesi nel caso in cui non si arrivasse al 90% di immunizzazioni a livello nazionale. Quindi l'obbligo vaccinale diventerebbe obbligo appunto di legge, diventerebbe una legge nel caso in cui non si arrivasse al 90% di immunizzazioni in un mese. Questi sono alcuni degli scenari ovviamente che poi la cabina di regia dovrà rendere concreti. E allora, per parlare di Green Pass in azienda, di obbligo vaccinale ma non solo, anche di lavoro in piazza, oggi ci sono i sindacati, c'è in particolare la CGIL, con noi, con loro a Treviso in piazza Borsa c'è Lina Paronetto. Allora Lina, ti do la linea.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, eccoci qua, siamo in diretta da Piazza Borsa, cerco di farvi vedere un pochino la mobilitazione che c'è qui, insomma ci sono i gazebo della CGIL con le varie categorie, insomma, dai pensionati ai lavoratori attivi eccetera, agroalimentare piuttosto che FIOM, poi c'è il SUNIE, insomma tutto il mondo variegato della CGIL. Per dire cosa? Perché insomma la CGIL un po' si è spostata. Vediamo qua esponenti che conosciamo già molto bene, si è spostata in piazza, si è avvicinata ai cittadini per spiegare anche cosa si fa poi in sede, insomma quali sono i servizi eccetera. È un momento un po' particolare, lo dicevi anche tu, qui abbiamo il segretario generale Mauro Visentin perché si fa un gran parlare anche di quello che sarà il coinvolgimento, no? Dei lavoratori nell'applicazione del Green Pass naturalmente. Più avanti, se verrà davvero applicato anche l'obbligo vaccinale è un altro tema, ma per il momento la questione Green Pass negli uffici pubblici, nelle aziende sta facendo dibattere. Abbiamo visto poi cosa è successo negli ultimi mesi nelle mense, no? Nelle ultime settimane. Mauro Visentin, allora cosa possiamo dire? Consideriamo tra l'altro che questa è la piazza che avete in qualche maniera conteso ai Novax, che hanno dovuto spostare per domani la manifestazione, a domani pomeriggio, e lei ieri, lei prima, durante l'intervista che abbiamo fatto per il servizio al telegiornale di questa sera, è stato abbastanza diretto. Noi avevamo prenotato la piazza ancora da molto tempo, perché questa è un'iniziativa che è nel quadro delle iniziative che stiamo facendo dall'inizio dell'anno per i 110 anni della Camera del Lavoro. Ovviamente questa è una piazza sì vaccino convinta, nel senso che la CGIL è perché ci si vaccini e perché si esca il più velocemente possibile da questa situazione di pandemia. Noi abbiamo voluto essere in piazza oggi, tra l'altro il sole ci ha dato anche ragione, dopo un periodo in cui abbiamo dovuto rimanere dentro ai nostri uffici, dentro alle nostre case, distanziati e con tutte le fatiche che tutti quanti conoscono. Questo è il primo momento per incontrare i lavoratori, per incontrare i pensionati, per incontrare i cittadini, per spiegare anche qual è il nostro lavoro. Non è una piazza di rivendicazione o di protesta, ma è una piazza di proposta, e per dire quali sono le cose che noi facciamo per raccontare la CGIL ai cittadini e ai lavoratori. Ecco, una piazza a favore dei vaccini abbiamo detto. Allora, il lavoratore che non volesse vaccinarsi, come lo si tutela? Allora, il lavoratore che non vuole vaccinarsi lo fa per libera scelta, magari ha anche delle ragioni personali, magari anche di salute, eccetera, per cui in qualche maniera va capito, compreso e tutelato. In ogni caso noi siamo perché il governo faccia le proprie, il proprio lavoro, faccia la legge di obbligatorietà, come succede per altri tipi di vaccino, e risolva il problema. Non è, mettendo il Green Pass e lasciando la gente fuori dai luoghi di lavoro o dalle mense che si risolve il problema, anche perché non stiamo parlando di lavoratori che si possono infettare, ma stiamo parlando di cittadini. Allora, come il problema ce l'ha il lavoratore dipendente, ce l'ha anche l'autonomo, ce l'ha anche il pensionato, ce l'hanno tutti i cittadini in genere, per cui la legge non deve essere una legge per andare dentro un posto di lavoro, ma deve essere una legge per permettere alla gente di poter circolare in maniera tranquilla e soprattutto sicura. Ecco, qui abbiamo Rosita Battaglini del FLAI invece, agroalimentare, altro settore chiaramente, vediamo se riesco a inquadrarla bene, abbiamo il sole in volto e quindi è un po' più complicato. Altro settore in cui c'è una grande attenzione, una grande sensibilità a questa questione del contagio, naturalmente, dell'attenzione sanitaria, eccetera. Ma poi è un settore che è salito alla ribalta nuovamente in questo periodo anche per il tema del caporalato, no? C'è un problema che state attenzionando voi come CGIL da molto tempo, anche le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, perché purtroppo anche nel nostro territorio si sta diffondendo. Certo, questo è un fenomeno che naturalmente non ci ha escluso
anzi che proprio in virtù del fatto che noi siamo al centro di un territorio di eccellenze, probabilmente ha incentivato in qualche modo sia l'immigrazione per fare tutta la lavorazione dei prodotti di eccellenza, ma sia anche il fenomeno che sta a lato, quindi lavoro nero e sfruttamento nelle nostre campagne, nei nostri vigneti e comunque nelle nostre coltivazioni. Noi pensiamo che sia questo uno dei temi che deve essere al centro della nostra azione sindacale, ma anche dell'attenzione di tutte le parti sociali. Noi per quello che ci compete abbiamo siglato da poco il contratto provinciale, rinnovato il contratto provinciale del territorio di Treviso e abbiamo fatto una battaglia portata a termine dicendo che per quanto riguarda il caporalato noi attraverso l'ente bilaterale vigileremo ancora di più e meglio rispetto proprio a questo tema. Senta, tornando al discorso Covid e al discorso sanitario, ci sono delle problematiche particolari rispetto all'applicazione del Green Pass, eccetera, che avete notato nel vostro settore? Nel nostro settore, non tanto in quello agricolo, perché è un settore un po' più difficile da controllare e comunque si svolge all'aria aperta e quindi il tema è un po' meno pressante. Però nelle nostre industrie alimentari, soprattutto di trasformazione, è chiaro che si presenta alle porte e lo stiamo gestendo in questi giorni. Ovvio che, come diceva Mauro, anche i lavoratori che non hanno ancora fatto la scelta della vaccinazione sono da tutelare e da attenzionare. Riteniamo però di doverci ancora una volta in qualche maniera qualificare come pro vaccino in questo senso, perché la ripresa pensiamo che passi attraverso la salute generale. Ecco, questo è un tema che sta accomunando un po' le diverse parti, devo dire, no? Prima facevo notare a Mauro Visentin, che è anche il presidente degli industriali di Padova e Treviso, ieri, insomma, Leopoldo Destro ha proprio detto grande opportunità l'applicazione di questo Green Pass, quindi ci si trova d'accordo anche con gli industriali, segretario? Noi siamo abituati a fare gli accordi con gli industriali, è ovvio che gli accordi devono soddisfare tutte le parti. Per cui noi facciamo accordi quando ci riteniamo soddisfatti. Benissimo. Allora, ancora un secondo, Nicola, per rimettermi le cuffiette, perché approfitto del microfono dell'auricolare per fare due parole con Monica Giomo, che di solito, amministratrice del CAF, che di solito ci dà le risposte, insomma, ai quesiti più complicati, per capire anche le persone che si sono avvicinate qui agli stand questa mattina cosa hanno chiesto, perché poi effettivamente dagli uffici, no? Dagli sportelli della CGIL transitano, l'abbiamo sentito prima, addirittura il 30% delle pratiche che vengono presentate all'INPS in questa provincia, per cui insomma sappiamo che muovete una macchina importante e che date un servizio a cui si affidano molte persone. Sì, diciamo che le persone che si sono rivolte a noi questa mattina hanno chiesto principalmente informazioni legate alle detrazioni e quindi alla possibilità, essendo il 30 di settembre l'ultima data, la scadenza per la presentazione del 730, e informazioni appunto per poter presentare la dichiarazione e recuperare delle piccole o grandi somme che siano. Poi un'altra partita importante, un altro servizio di grande rilevanza è sicuramente l'ISE e quindi tutto ciò che, tutte le prestazioni che sono connesse all'ISE, dal reddito di cittadinanza, reddito emergenza, i vari bonus, adesso comincia la scuola e quindi parliamo di libri scolastici, quindi di contributo. Quindi la nostra azione è sempre quella di aiutare il cittadino che se entra da noi e chiede una prestazione di riuscire a dargli comunque l'elenco di ciò che potrebbe attraverso l'ISE andare a recuperare per, lo ricordiamo sempre, insomma, in qualche maniera agevolare quello che è un po' il reddito familiare e quindi insomma un grande contributo e sollievo, visto insomma abbiamo tutti, insomma sappiamo cosa ha creato la pandemia insomma dal 2020, ce lo trasciniamo ancora nel 2021 e quindi insomma molte famiglie sono andate in difficoltà e chi nel 2019-20 non chiedeva la prestazione ISE abbiamo visto un trend sempre in aumento proprio perché insomma è un servizio che sicuramente può aiutare e contribuisce a rafforzare il reddito familiare. Ecco Nicola, mi sono rimessa le cuffiette per capire se hai altri 2 minuti, perché Mauro Visentin, avviciniamoci a questo
banner ci teneva a dire il perché avete conteso la piazza, nel senso che c'è tutta la giornata qui, no, di iniziative. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Eccoci qua, pronti, operativi. Cosa farete oggi pomeriggio? Cos'è Scioperina? Scioperina è la storia, intanto è un libro, è il titolo di un libro, è la storia di una vertenza degli anni 70 dalle quali ha preso le mosse il contratto nazionale degli uffici dei servizi. Quindi alle 18 saremo in piazza con la presentazione del libro e alle 20:45 invece ci sarà uno spettacolo teatrale, un monologo teatrale tratto dal libro. Quindi insomma proprio un'intera giornata. Un'intera giornata dedicata alla CGIL, alla sua storia, ai suoi 110 anni, ma anche ai prossimi 110. Benissimo. Ok Nicola, direi che abbiamo detto un po' di cose. Ottimo, grazie Lina Provetto, grazie ai tuoi ospiti. Peraltro approfitto anche per ricordare che dalla settimana prossima, dall'8 di settembre, tornerà l'appuntamento settimanale durante la nostra edizione straordinaria con la CGIL, quindi segnatevi telespettatori nel calendario l'8 settembre, la CGIL che risponde alle vostre domande proprio qui ad Antenna 3. Grazie Lina, grazie ai tuoi ospiti. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. Noi passiamo da Treviso a Venezia, dove vedo già Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio. Ci dà due notizie diverse ma importanti. Da una parte una notizia di cronaca e dall'altra torneremo a parlare di Green Pass, ma stavolta all'università. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In questo momento ci troviamo proprio a Venezia. Innanzitutto apriamo dando una buona notizia, ovvero abbiamo parlato in questi giorni del ragazzo di 16 anni di Chirignago che dopo essere stato al McDonald's mentre andava a casa sul suo skateboard si è accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco. Ebbene, è stato ricoverato in rianimazione, poi le notizie che avevamo erano di qualche lieve miglioramento, ma la cosa buona è che siamo stati informati proprio dalla mamma del ragazzo che ieri sera intorno alle 19:30 si è risvegliato, ha chiesto che cosa gli sia accaduto. I medici sono molto sorpresi anche di una ripresa così veloce proprio da parte di questo ragazzo, perché magari si aspettavano qualche titubanza in più. Invece si è risvegliato. Ora ovviamente bisognerà fare tutti gli accertamenti del caso per capire se ci siano state comunque delle conseguenze o quali siano stati i motivi che l'hanno portato ad accasciarsi così a causa di questo arresto cardiaco, ma almeno questa buona notizia è che si è risvegliato e ha potuto parlare con i suoi genitori. Ora ci saranno appunto tutti gli accertamenti del caso, ma intanto almeno possiamo dare la buona notizia ai tanti telespettatori che si erano anche preoccupati che si è risvegliato. Ora invece abbiamo, come hai annunciato tu poco fa, parliamo di Green Pass. Lo facciamo insieme ad un gruppo di studenti dell'Università Ca' Foscari che sono proprio qui insieme a me e che sono degli studenti che fanno parte di un'associazione, e ora vi spiegheremo anche meglio di che associazione si tratta, Studenti contro il Green Pass. Allora, innanzitutto qui insieme a me c'è Nicolò, che è il vicepresidente di questa associazione. Benvenuto Nicolò. Che cosa avete fatto? Allora, come associazione che raduna studenti di Ca' Foscari ma anche degli altri atenei veneziani, cioè dello UAV, dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio, abbiamo inviato ai rettori delle varie università delle lettere sotto forma di diffida con la quale abbiamo invitato a disapplicare l'articolo 1,6 del DL 111 che prevede l'obbligatorietà del Green Pass per lavoratori e studenti al momento dell'accesso alle strutture universitarie, perché riteniamo che questo sia gravemente lesivo dei diritti fondamentali allo studio e al lavoro. Non abbiamo ricevuto risposta dai rettori e pertanto nella mattinata di ieri, trascorsi i 5 giorni canonici, abbiamo inviato una seconda lettera nella quale abbiamo comunicato che gli studenti aderenti al movimento sospendono il pagamento delle rette universitarie fino a che le nostre richieste non avranno quantomeno attenzione da parte degli organi amministrativi dell'Ateneo. Ecco,
Ecco, specifichiamo che voi non siete contro la vaccinazione. No, infatti nel nostro movimento ci sono sia persone vaccinate che persone non vaccinate. Noi facciamo un discorso di diritti fondamentali, perché non è possibile subordinare dei diritti garantiti dalla Costituzione e da tutti i trattati internazionali a una determinata terapia farmacologica, quale che essa sia. Ecco, quindi che cosa avete intenzione di fare? I prossimi passi quali saranno? Davvero quelli di non recarsi all'università, di non pagare addirittura la retta? Ma non pagare la retta diventa una forma di tutela, perché noi a parità di tasse pagate con gli altri studenti ci vediamo negati dei diritti e l'università non fa il suo compito, che è quello di garantire il diritto allo studio, e pertanto non vediamo perché noi dovremmo pagare per un servizio che ci viene discriminatoriamente negato, e successivamente provvederemo anche, se necessario, alla tutela in sede legale degli interessi dei nostri associati. Ecco, lo sentite, questi studenti che fanno parte di questa associazione sono molto determinati, hanno anche le idee molto chiare. Maria, prima stavamo parlando, prima del nostro collegamento, anche di come vi sentite, no? Un po' come degli studenti di serie B, vi sentite un po' in qualche modo traditi dal sistema dell'istruzione, dal sistema universitario per questa imposizione? Assolutamente, perché il provvedimento del Green Pass pone in atto una discriminazione, su questo non c'è alcun dubbio, una discriminazione che ci classifica come studenti di serie B e alla quale collaborano non solo il governo, che per primo è quello che ne è responsabile, ma anche i nostri professori, i nostri rettori. Quindi avviene a più livelli questa discriminazione e noi speriamo che si possa esacerbare quanto prima, perché è pericolosa. Ecco, voi non vi aspettavate un trattamento così? Assolutamente no. Perché comunque sono delle libertà costituzionali che ci vengono negate, delle libertà che noi abbiamo sempre dato per scontato in qualche modo di avere e che invece inaspettatamente ci sono state negate. Ecco, sentite, qui insieme a me c'è anche Patricia che è studente di filosofia. Innanzitutto specifichiamo che queste firme, questa protesta, questa richiesta che voi fate non coinvolge solamente studenti, giusto? Giusto, coinvolge anche docenti e personale ATA, quindi siamo un gruppo consistente che sta facendo in modo di manifestare la propria voce dinanzi a questa ingiustizia. Patricia, voi in qualche modo, l'abbiamo detto, vi sentite un po' trattati come studenti di serie B, non prendete ovviamente una posizione, l'abbiamo sentito, nei confronti della vaccinazione, sì, no, non è questo che vi interessa, quello che vi interessa è poter usufruire di una libertà che è stata raggiunta anche a fatica con tante lotte anche negli anni. Esattamente, infatti stiamo semplicemente lottando per un diritto che ci dovrebbe essere costituzionalmente garantito, non solo a livello appunto costituzionale, ma in realtà anche di regolamenti europei ai quali lo stesso decreto legge si appella. Stiamo lottando per questo, stiamo cercando di mantenere salda un'identità che è quella in cui noi crediamo, di un'università che sia una vera università, cioè un luogo dove effettivamente ci sentiamo tutti quanti coinvolti. Abbiamo ricevuto delle email appunto dai rettori con un caldo invito a tornare in aula, ma non si torna in aula divisi, si torna tutti in aula. Vi sentite discriminati? Diciamo, io non mi sento discriminata perché so che sto lottando per la cosa giusta, però purtroppo l'esito è quello. Senz'altro. Un'altra cosa, un altro aspetto di cui stavamo parlando poco fa è quello di un silenzio generalizzato che tu dici di aver notato. In che senso? Nel senso che non siamo ascoltati, nel senso che non sono, non stanno ascoltando la nostra voce, non ci rispondono e purtroppo noi comunque andremo avanti, non è questo che ci impedirà di andare avanti e di lottare per i nostri diritti, però purtroppo sì, c'è
c'è poco dialogo, anzi direi c'è totale assenza di dialogo all'interno dell'università. Assenza di dialogo e magari anche troppo silenzio, vogliamo dirlo, da parte anche di altri compagni, direi forse della maggior parte. Sicuramente il problema è anche a livello studentesco, non solo a livello di docenti che appunto non ascoltano la voce di persone che la pensano diversamente da quanto ci stanno imponendo, però anche a livello studentesco il rischio è proprio questo, che si disgreghi il nucleo studentesco, e questo è un grande rischio. Ilaria, devo andare in pubblicità. Voi avete sempre Ilaria? detto, lo sappiamo, le lotte studentesche. Sì? Devo andare in pubblicità, hai l'ultima domanda perché poi devo andare in pubblicità. No, volevo solamente chiedere una cosa a Nicolò. Allora, il presidente Draghi ha detto sì all'obbligo vaccinale. Che cosa ne pensi di questa sua dichiarazione? Insomma, si sta stringendo proprio la maglia in tal senso? Ma sì, sicuramente si sta stringendo la maglia, ma più che il sì all'obbligo vaccinale, nelle parole del presidente Draghi mi spaventa il sì all'estensione del pass, perché comunque il vero problema di questa situazione è il dover sottoporre all'esibizione di un documento l'esercizio dei diritti. Questa volontà di classificare, di schedare la popolazione e di limitare i diritti appunto all'esibizione di un documento di riconoscimento che identifica anche un tipo di terapia farmacologica o di analisi sanitaria nel caso del tampone è molto pericoloso per una società libera quale quella che a parole si dice di voler costruire, ma nei fatti non si fa che demolire giorno per giorno. Ecco, avete sentito dunque le opinioni di parte del gruppo Studenti contro il Green Pass. Dunque, se non ci sono altre domande, restituisco la linea allo studio, così potete andare in pubblicità. Grazie Ilaria Marchiori, grazie Sandro Ponchio, grazie anche ai tuoi ospiti. La pubblicità è tiranna ma è fondamentale, per cui adesso andiamo in pubblicità e allora, dicevamo pochi istanti di pubblicità e poi torneremo a parlare anche delle proiezioni fatte dalla Regione, dagli esperti della Regione su quello che ci attende a livello di contagi e ricoveri nelle prossime 3 settimane. Pubblicità. R-Contia 0,90, incidenza di 92,9 casi ogni 100.000 abitanti, occupazione delle terapie intensive al 5%, al 3% per l'area non critica. Questa è la situazione di un Veneto in piena zona bianca, che al momento non corre il rischio di un passaggio di fascia, ma la curva dell'infezione in Veneto non rallenta e quindi è necessario mantenere alta l'attenzione, il monito del presidente Zaia. Tocca al dottor Mongillo del Dipartimento Prevenzione disegnare quello che potrebbe essere lo scenario in termini di contagi e terapie intensive da qui alle prossime 3 settimane. Previsione che, precisa Mongillo, ha un margine d'errore che nei precedenti modelli è sempre stato al di sotto di quella che era considerata la soglia accettabile del 10%. Per quanto riguarda le stime per le terapie intensive, si è preso come dato di partenza quello dei posti letto occupati 48 ore fa. 48 ore fa avevamo 53 posti in terapia intensiva, la proiezione a 3 settimane è di arrivare con un piccolo aumento a 60 posti occupati di terapia intensiva. È una variazione stimata di circa 7 posti occupati, se volete anche in percentuale circa l'11% in più di quello che abbiamo oggi. Per le previsioni sui contagi, il dato di partenza è quello di 4 giorni fa per evitare possibili ritardi diagnostici o di registrazione e quindi avere basi solide di analisi. 4 giorni fa quindi avevamo 12.945 soggetti attualmente positivi, la stima di qui a 3 settimane è di arrivare a un incremento di circa 1.800 nuovi positivi, per un totale di 14.700. Pari ad un incremento di positivi rispetto a 4 giorni fa del 12,4%, ma la settimana prossima potrebbero arrivare anche i primi risultati di una nuova stima legata ai decessi. Quanti decessi abbiamo evitato con la vaccinazione? In preparazione poi anche un'ulteriore analisi. C'è un grafico che mette in relazione tutti i decessi che ci sono stati in Veneto e in particolare i decessi all'interno delle case di riposo. Si vede che la curva dei decessi nelle case di riposo è praticamente ridotta al minimo da quando c'è la vaccinazione, mentre è continuata al di fuori delle case di riposo.
Vaccinazioni anti-Covid, a sprombattuto fino alla riapertura delle scuole, poi nell'ULSS 2 scatterà la riorganizzazione dei centri vaccinali. Un nuovo assetto per essere pronti alla somministrazione della terza dose non appena sarà autorizzata. Le riorganizzazioni in particolare riguardano il distretto di Asolo, in cui dal giorno 10 andiamo a chiudere la sede, l'ultimo giorno di vaccinazione a Vidor, il Riese, ultimo giorno di vaccinazione il 16, e apriamo invece la sede dell'asilo a Vedelago, presso la struttura adiacente all'RSA, presso il nostro distretto sanitario, apriamo una nuova sede vaccinale. Fino al fine settembre gli orari sono sempre 8:20, dal 1° di ottobre saranno 8:20 dal lunedì al venerdì, quindi chiudiamo il fine settimana. Stessi orari a Godega dal 1° ottobre, il centro resterà a riferimento per il distretto di Pieve di Soligo, mentre su Treviso chiuderà in via definitiva dal 21 settembre il Vax Point di Ponte di Piave. In compenso rimarranno operativi Villorba e Monastiere, sarà aperto dal 22 settembre tutti i mercoledì un altro punto vaccini al centro servizi per anziani di Roncadelle e di Ormelle. Abbiamo fatto una proiezione di quelle che potranno essere le terze dosi e praticamente fino a gennaio avremo non più di 2000 dosi al giorno da somministrare, quindi le sedi e gli orari sono congrui con l'attività vaccinale che andremo a mettere in campo. In vista del ritorno a scuola fioccano le prenotazioni dei ragazzi, che procederanno a una media di circa 1500 al giorno, a cui si sommeranno gli accessi liberi. Ma aumentano anche i ricoveri e l'ULSS ha di fatto disposto la riapertura dei reparti Covid in modo da avere complessivamente a disposizione un centinaio di posti letto. La notizia più importante è che adesso attiviamo 4 posti letto di terapia intensiva nell'ospedale di Vittorio Veneto, aumentiamo anche i posti letto in area medica e doteremo anche alcuni di questi posti letto di area medica di ulteriori postazioni per un'elevata intensità di cura. C'è una previsione di fatto di aumento di questi ricoveri? Certo, e purtroppo ci sono dei focolai in corso, i ricoveri stanno aumentando e comunque questa attività è anche a scopo preventivo, insomma non vogliamo trovarci impreparati se dovessero aumentare in modo determinante i ricoveri. Questi dati nudi e crudi, insomma anche le proiezioni di quello che ci potrebbe attendere da qui alle prossime 3 settimane e quindi la riorganizzazione dei vari ospedali, in questo caso gli ospedali della Marca Trevigiana. Torniamo alla mostra del cinema, dicevamo in apertura con il nostro Filippo Fois, al di là della giornata di oggi abbiamo un po' raccontato quello che accade oggi alla mostra del cinema, ma c'è anche un importante accordo tra Regione e Veneto Film Commission. Vedo allora il nostro Filippo Fois insieme all'assessore regionale del turismo Caner. A te la linea, Filippo. Sì, buongiorno da Lido di Venezia, ci troviamo nello spazio della Regione Veneto, Veneto Film Commission, in compagnia dell'assessore regionale al turismo Federico Caner. Oggi si è presentata un'iniziativa molto importante, un accordo tra la Regione Veneto, anzi tra il suo assessorato, l'assessorato al turismo e la Veneto Film Commission. Di cosa si tratta? Si tratta di un accordo molto importante di marketing promozionale della nostra regione. È ovvio che utilizzare la cinematografia è fondamentale per promuovere il territorio. Come spesso noi diciamo, un'immagine vale molto di più di 1000 parole e quindi l'idea è quella di valorizzare non solo gli ambienti, quindi il Veneto in generale, il territorio, ma anche le capacità, le peculiarità che le nostre maestranze hanno a livello veneto. E quindi tra l'altro questo accordo prevede anche la possibilità di istituire un premio che è il Leone di Vetro. Il Leone di Vetro va dato a tutte quelle produzioni cinematografiche e anche a quegli attori che si distinguono proprio nel raccontare il Veneto e soprattutto a promuoverle tramite i film, i cortometraggi, le serie TV. Come funzionerà poi l'accordo nello specifico? Le chiedo anche perché il Veneto, sappiamo, è la prima regione per presenze turistiche in Italia, però si tratta di presenze che spesso sono molto concentrate in alcune località, può essere la costa come Venezia oppure il lago di Garda, mentre tramite questo accordo anche c'è la possibilità di far conoscere altri tesori della regione. Sì, ma l'idea è proprio questa, noi non vogliamo valorizzare delle destinazioni che sono già conosciute a livello internazionale, insomma voglio dire, la gente viene già a girare i film gratis a Venezia, non serve che dietro ci sia la regione che faccia promozione da questo punto di vista. Noi invece dobbiamo far conoscere altri luoghi di questa regione che appunto magari sono meno noti ma non per questo meno belli e quindi incentivare queste produzioni a scoprire degli angoli di questo territorio e valorizzarli. Questa è un po' l'idea, raccontando ovviamente anche delle storie, quindi sta a loro anche creare la trama del film e calarla in un ambiente adeguato. Il compito della Film Commission Veneto è
è proprio questo, insomma, guidare queste produzioni. La Regione non fa altro che assecondare questo ruolo, ovviamente metterci del proprio dal punto di vista anche finanziario per attrarre queste produzioni cinematografiche. Anche perché in realtà cinema e turismo sono un connubio che sta diventando sempre più forte, nel senso che alcune località che prima erano poco conosciute anche in Italia adesso sono visitate apposta perché si è tenuta una certa fiction oppure è stato ambientato un certo film. Direi di sì, e lo dimostrano soprattutto le fiction nazionali che hanno portato delle presenze turistiche incredibili anche in luoghi piccolissimi, addirittura creando dell'overtourism. Quindi questo significa che gestita bene questa possibilità sia nel mercato italiano ma anche nel mercato estero può portare dei grandi vantaggi. Ovvio che tramite le fiction nazionali si può lavorare, diciamo, in maniera più generica, appunto attraendo i nostri concittadini, però noi pensiamo anche alla possibilità di creare anche qualche film di carattere internazionale, magari possibilmente in lingua inglese, in maniera tale da andare a prenderci quei mercati stranieri molto importanti, e penso in particolare alle città d'arte che in questo momento sono quelle che stanno soffrendo un po' di più rispetto agli altri 2 anni della pandemia. Mentre quest'estate abbiamo avuto una ripartenza importante sulla costa, nelle Dolomiti Venete, al lago di Garda, le città d'arte sono ancora in sofferenza, anche Venezia, diciamo, in questo momento sta soffrendo. Quindi utilizzare anche film internazionali per poter attrarre il turismo americano, giapponese, cinese, dell'est, penso sia un ottimo veicolo. Proprio su quella che è stata quest'estate, era la mia ultima domanda, un primo bilancio per quello che riguarda il turismo. La costa è andata benissimo perché siamo arrivati a livelli pre-pandemia sostanzialmente con un tasso di occupazione che credo sfiorasse addirittura il 90%. No, addirittura superiore, in certi casi abbiamo avuto 97-98% di occupazione. Questo significa che, appunto, come diceva lei, siamo tornati ai livelli pre-pandemia, anche se ovviamente io tendo a precisare che questi sono numeri di agosto, in parte anche di luglio. Ovviamente noi abbiamo perso metà annata, cioè voglio dire da gennaio a giugno la situazione d'inverno, l'inverno è stato completamente perso perché, se vi ricordate, sono stati chiusi gli impianti a fune, quindi insomma non si è avuta la possibilità. Poi abbiamo perso anche maggio e giugno, che comunque sono 2 mesi importanti soprattutto per il mercato tedesco. Penso alla Pentecoste, noi eravamo abituati già ad avere moltissimi tedeschi, austriaci, svizzeri di lingua tedesca qui presenti. Ecco, quindi però insomma il segnale positivo è l'agosto, che veramente è esploso, un settembre che sembra promettere molto bene, e insomma speriamo poi di poter recuperare anche nella parte finale del secondo semestre, e quindi arrivando a completare con un ottimo inverno. Comunque segnali molto positivi, perché si era parlato e si era previsto anche una ripresa molto più diluita nel tempo, addirittura si parlava del 2023. Se la costa è andata bene perché lavora principalmente con turisti europei, per quello che riguarda le città d'arte, lei prima citava Venezia, qui invece il turismo è anche prevalentemente intercontinentale e lì le presenze ancora non si vedono. Ma sì, ma il problema è che la chiusura di molti aeroporti, o comunque la presenza di minor voli aerei di carattere internazionale extraeuropeo, ovviamente ha inciso. Anche le politiche nazionali di alcuni paesi che hanno sconsigliato di viaggiare, oppure l'utilizzo del tampone per il rientro, il vaccino, insomma certamente questo, insomma. E poi secondo me c'è anche un effetto psicologico. Penso che quest'anno un po' tutti abbiamo tentato di rimanere un po' vicino a casa, ecco. Io vedo che anche gli stessi italiani, i veneti, che magari spesso uscivano, quest'anno hanno deciso di fare le vacanze qui. Per noi è assolutamente positivo, perché ha incrementato il tasso di occupazione ed ha permesso anche a molti veneti di conoscere delle località che non conoscevano. Certo, penso anche però a un altro settore del turismo che è andato in difficoltà, che sono tutte le agenzie di viaggio che facevano outgoing e che per 2 anni praticamente queste non hanno lavorato di fatto, no? Certo, il mio compito da assessore del turismo è quello di fare incoming, cioè di portare la gente, non di portarla fuori, però il mondo del turismo lavora anche grazie a queste persone. Infatti posso dirle che anche a Venezia io sto sentendo dire in questi giorni mai visti tanti italiani come in questo periodo, per cui insomma è proprio esattamente quello che è il trend di quest'estate. Canelli, la ringrazio e le auguro naturalmente buon lavoro anche per questa nuova avventura del suo assessorato con la Veneto Film Commission. Noi vi restituiamo la linea.
Grazie allora Filippo Foi, so che ti ritroveremo fra pochissimo di nuovo alla Mostra del Cinema, perché dovresti avere con noi, con te, il direttore Luigi Bacialli, che è anche presidente di Veneto Film Commission, quindi torneremo a parlare fra pochissimo proprio di questa attività, la Mostra del Cinema. Restiamo però alla Mostra del Cinema, lo dicevamo oggi, il secondo film italiano in concorso di Michelangelo Frammartino, Il Buco, e intanto da giorni si parla del primo film italiano in concorso di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, che ha ricevuto 9 minuti di applausi scroscianti in sala. Protagonista un giovanissimo attore che si chiama Filippo Scotti e che il nostro Lorenzo Maier ha intervistato. Allora sentiamo proprio le sue parole. Primo trionfo italiano alla Mostra, la proiezione in sala grande del film autobiografico di Paolo Sorrentino ha commosso il pubblico e ricevuto ben 9 minuti di applausi. Andiamo a conoscere il suo protagonista principale, il giovanissimo Filippo Scotti, che a 21 anni ha dominato la scena. Com'è stato interpretare Paolo Sorrentino? Ha fatto un effetto un po' strano, ecco. Diciamo che ho cercato il più possibile di seguirlo e seguire soprattutto i suoi consigli, che sono stati preziosissimi. Quale consiglio ti ha dato? Uno magari? Uno sicuramente, che mi ricordo di aver ricevuto un messaggio perché dovevamo fare una scena un po' complicata. Lui mi scrisse di dover lasciare un po' andare lo scritto, quindi la sceneggiatura, e di provare il più possibile a raccontare la mia verità. E questo è stato secondo me un gran consiglio. Ecco. È stata la sua prima volta in assoluto a Venezia. Lui la commenta così. È un effetto, sto ancora cercando un po' di capire, ecco, cosa sta succedendo. Il legame con Napoli da oggi per Filippo è ancora più forte. Personalmente adesso la guarderò sicuramente con occhi diversi. Adesso Napoli era la mia città, è la mia città, ma adesso la sento realmente come la mia città, nel senso di appartenenza. Senti anche magari la responsabilità di un giovane, di una Napoli che guarda al futuro? Sì, deve guardare al futuro, e deve guardare a un futuro che comunque deve essere un futuro pesante. Dobbiamo cercare di essere il più leggeri possibili, nonostante appunto questo periodo di grande difficoltà. Ed è in questi momenti che l'arte, la cultura ci può sostenere, ecco. È secondo me l'unico strumento che abbiamo. Così il giovanissimo Filippo Scotti. Allora dovremo avere nuovamente Filippo Fois, come dicevo prima, nello stand della Regione Veneto di Veneto Film Commission. A te Filippo. Riprendiamo la linea dal Lido di Venezia, dallo spazio eventi della Regione Veneto, Veneto Film Commission. Al mio fianco, l'avrete riconosciuto, Luigi Bacialli, direttore delle reti Media Nord-Est, in questa occasione in veste però di presidente della Veneto Film Commission. Buongiorno direttore. Ciao Filippo, ciao. Dunque, il Festival del Cinema di Venezia è anche l'occasione un po' per tirare le somme di un anno di attività e anche iniziare a ragionare in prospettiva futura per l'anno che ci attende. Stiamo tra l'altro abbandonando un periodo molto particolare come quello del coronavirus, che aveva bloccato anche diverse produzioni. Che anno è stato e che anno aspetta la Veneto Film Commission? Allora, intanto è stato un anno, contrariamente a quanto si può pensare, molto positivo, perché il cinema non si è fermato. Il cinema con grandi difficoltà è andato avanti, ci sono anche in Veneto ci sono stati dei set con ovviamente tutto il disagio delle misure di sicurezza, tamponi e quant'altro, no? Quindi sappiamo quale difficoltà hanno avuto i registi e gli attori e tutti i tecnici a lavorare in questa condizione. Noi abbiamo avuto rapporti con un centinaio di produzioni interessate a venire in Veneto. È chiaro che da questi rapporti dovremmo ottenere dei frutti, soprattutto nel 2022 e nel 2023. Abbiamo questa location scout, il sito con tutte le location che possono essere visitate ed esplorate proprio sulla rete, che è molto gettonata sia in Italia che all'estero, e abbiamo tanti contatti e tante produzioni che sono decise a venire qui in Veneto per motivi che ovviamente sono abbastanza
scontati, cioè la bellezza del territorio, la varietà del territorio, l'accoglienza che viene sempre garantita dalla popolazione anche quando bisogna entrare in zone in cui è difficile entrare all'interno di città, paesi. E quindi insomma è un lavoro di questo tipo che sta incominciando a dare i suoi frutti. Tra l'altro oggi è stato anche presentato un accordo che la Veneto Film Commission ha stretto con l'assessorato al turismo. Magari qualcuno che non è dentro questi argomenti potrebbe dire: ma cosa c'entra l'assessorato al turismo con la produzione di un film? Invece, caspita, il legame c'è. Come? Beh, come diceva prima l'assessore, basta vedere cosa è successo prima in Alto Adige, al lago di Braies, per un passo dal cielo, e adesso a San Vito di Cadore, dove c'è un altro lago e dove siamo riusciti a spostare la produzione, quindi dall'Alto Adige al Veneto. Il turismo è triplicato e sul lago di Braies ormai hanno dovuto fare 5 parcheggi perché non si riusciva più a contenere tutto il flusso delle auto e dei turisti. E così sta accadendo anche a San Vito. È chiaro che è un impatto forte anche sull'ambiente, va gestito bene senza che ci siano conseguenze negative, però certo per l'economia locale è davvero una manna che cade un po' dal cielo, perché nessuno si aspettava che ci fosse questa risposta, e c'è questa risposta ovunque si vedano prodotti di alta qualità verso i quali noi ovviamente puntiamo. È davvero un valore aggiunto quello che il cinema può dare a un territorio, non solo dal punto di vista culturale e artistico. Adesso parlavamo del turismo, c'è poi tutto un indotto, anche difficile da calcolare in alcuni casi, che non sono solamente le persone direttamente coinvolte nei film, nella produzione di un film, ma anche tutti i servizi, anche degli alberghi, dei ristoranti. Dicevamo nel corso di queste giornate, abbiamo imparato quanta gente poi possa lavorare in un settore che è molto importante economicamente. Credo che negli Stati Uniti sia una delle prime 5 voci dell'economia americana addirittura. Sì, pensate cosa vuol dire quando arrivano centinaia di persone, perché le grandi produzioni, di questo sto parlando, ovviamente hanno bisogno di alloggi e quindi affittano case, appartamenti anche per depositare del materiale a volte, no? Poi tutta la troupe ha bisogno di andare negli alberghi, di andare nei ristoranti, quindi sono tutti soldi che vengono spesi sul territorio, devono fare benzina, insomma ovviamente hanno bisogno anche d'altro, quindi tutto il commercio ne può trarre giovamento e quindi davvero è un grosso vantaggio in questo caso per il Veneto. Un'ultima domanda prima di chiudere il collegamento: e che festival è quello di quest'anno? Credo che sia intanto un ritorno al cinema italiano, che non è mai mancato al festival, ma insomma questa volta ci sono 5 film, compreso, partirei da quello di Paolo Sorrentino, che ha avuto una standing ovation, poi ci sono tanti altri film, comunque abbiamo visto, credo che anche Spencer sia un film, Dune, insomma sono tutti film di grande livello, e quindi io credo che sia un festival, questa 78esima edizione, che ha segnato un po' la ripartenza di tutto il settore. Grazie direttore, grazie a Luigi Bacialli, direttore delle reti Media Nord-Est, che però abbiamo oggi intervistato in qualità di presidente della Veneto Film Commission, dallo spazio eventi della Regione Veneto, Veneto Film Commission. Grazie direttore, noi vi restituiamo la linea allo studio, ci vediamo poi. Grazie allora a Filippo Fois. Allora l'appuntamento con la mostra del cinema e con i nostri collegamenti, il nostro inviato ritorna domani come sempre nelle nostre edizioni straordinarie. Adesso torniamo a parlare della sparatoria di Trieste, un velocissimo aggiornamento della sparatoria di Trieste, solo per aggiornarvi del fatto che sono 7 non 8 i feriti in questa vicenda che ha davvero scosso il centro della città, la città stessa.
ricordo, questo rissa, iniziata come rissa tra operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi, che sono ritrovati all'esterno di un bar proprio in centro, in via Carducci. Una rissa ancora da capire, ma legata probabilmente a motivi di lavoro, che poi è diventata una vera e propria zuffa con delle spranghe, finché qualcuno poi ha tirato fuori delle pistole. Ci sono stati dei colpi di pistola, ci sono 7 ferite, una persona grave, e dopodiché sono stati fermate 2 di queste persone dalla polizia, dalla Guardia di Finanza, dai carabinieri che sono intervenuti sul posto. Ovviamente è stata transennata tutta l'area del centro, e quindi questo è l'ultimo aggiornamento. Ne daremo altri se ne abbiamo nel corso della nostra edizione straordinaria. Sono 7 dunque i feriti di questa sparatoria che ha sconvolto il centro di Trieste questa mattina, poco dopo le 8. Allora, la pubblicità, ma prima della pubblicità vediamo quali sono le previsioni del tempo per le prossime ore, per questo weekend, poi la pubblicità e poi di nuovo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Tempo tutto sommato buono, anche se il passaggio di un flusso instabile causerà qualche disturbo al nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, la grafica ci mostra una situazione tranquilla e in effetti sarà così per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tuttavia non si escludono maggiori addensamenti e locali acquazzoni sulle Alpi. Temperature stazionarie minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con nelle ore pomeridiane più nubi sui monti, ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bello al mattino, a seguire annuvolamenti e locali veloci rovesci. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. 80% di copertura vaccinale, l'obiettivo dichiarato dal governo che punta a coprire velocemente l'11% tuttora mancante in Italia, e intanto, per voce del Presidente del Consiglio Mario Draghi, risponde sì all'estensione del Green Pass e all'obbligo vaccinale. Condivide il pensiero Leopoldo Destro, Presidente di Assindustria Veneto Centro, che precisa: penso che questa sia un'opportunità che va vagliata in maniera seria, condividendola con le parti sociali e cercando di trovare un accordo comune per il bene di tutti, per il bene delle nostre attività produttive. Quindi lo valutiamo come una grande opportunità, torno a dire, in maniera corale con tutte le parti sociali. E i cittadini? Sì, sono d'accordo sull'obbligo vaccinale, perché credo che sia, cioè io mi sono vaccinata con uno spirito di comunità e quindi credo che dobbiamo essere tutti molto generosi nei confronti degli altri, nei confronti di chi sta peggio di noi, di chi avrà necessità di andare in ospedale. Bisogna pensare a tutti. E quindi per il bene di tutti è meglio vaccinarsi. Bisogna che la gente cominci a pensare che i Novax esistono perché esistono i Provax, perché se no non ci potrebbero esistere, sarebbero probabilmente molti morti. Direi che è il caso di finirla. Vaccinato e felice? Beh, insomma, felice, no, tanto felice, ma lo facciamo. È un pochino esagerato, però può comunque aiutare a aumentare il numero di persone vaccinate, tutto qui. Io sono d'accordo, sì, per me è una cosa necessaria e è un contributo che dobbiamo dare tutti quanti. Nelle classi dove gli studenti sono tutti vaccinati si sta valutando la possibilità di togliere le mascherine. Ecco, un salto di gioia senza mascherine in classe? Sarebbe un salto di gioia, perché come si chiama, il linguaggio del corpo, la mimica facciale è fondamentale per insegnare e ci è mancata molto.
Allora le voci raccolte a Padova, abbiamo sentito anche poi nelle altre province ieri, un po' il nostro viaggio tra la gente, molti, gran parte è d'accordo, c'è anche chi invece non è d'accordo con l'obbligo vaccinale. Ripartiamo da qui anche con il nostro dibattito politico, perché è inevitabile, insomma da giorni di questo si discute dopo che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, in quella conferenza stampa post Consiglio dei Ministri ha detto sostanzialmente due cose, l'estensione, sia l'estensione del Green Pass, e ci sarà una cabina di regia giovedì proprio per decidere, e si va verso l'obbligo del Green Pass in aziende, negli uffici pubblici, insomma verso ottobre. Ovviamente tutto questo verrà certificato e ovviamente organizzato dai datori di lavoro insieme ai sindacati, passaggio obbligato, e poi l'obbligo vaccinale, che è quello un po' l'elemento di rottura di questi giorni, un obbligo vaccinale che si precisa potrebbe diventare obbligo per legge nel caso in cui non si arrivi a una immunizzazione della popolazione del 90% in un mese circa. Queste dunque potrebbero essere le condizioni, ma lo sapremo in settimana quando si riunirà la cabina di regia. Ripartiamo da qui, ripartiamo dai nostri ospiti. Saluto e ringrazio Alberto Villanova della Lega, buongiorno. Buongiorno, grazie. Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Continuando in senso orario, Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Che però non sentiamo, dovrebbe attivare l'audio. Dovrei avere l'audio. Eccolo qua, adesso lo sentiamo, e poi Giovanni Zorzi del Partito Democratico. Ecco, vi vediamo tutti e quattro. Allora, ripartiamo da qui. L'obbligo vaccinale ha fatto discutere, fa discutere insieme l'estensione del Green Pass, soprattutto in casa Lega in questi giorni. Allora, partiamo proprio dalla Lega. Villanova. Ma io, conoscete bene la mia posizione per quello che riguarda l'utilità dei vaccini e come tenga che il vaccino l'unico strumento per da questo incubo di 18 mesi ma di pandemia. Dopodiché sono sempre critico per quello che riguarda l'obbligo vaccinale. Che secondo me... Villanova, provi a parlare ancora un po' perché c'era qualche problema sull'audio. Provi a parlare. Sì, anch'io continuo a avere problemi. Ecco, adesso la sentiamo. Prima si sentiva male, adesso ci sentiamo. Dicevo che secondo me l'obbligo è qualcosa che può essere controproducente per arrivare ad avere risultati maggiori dal punto di vista della vaccinazione, della copertura vaccinale della popolazione italiana. Perché anche storicamente si è sempre visto come obblighi, coercizioni non hanno mai portato a un aumento dei numeri, ma hanno portato soprattutto delle resistenze. No, allora aspetti un attimo Villanova, perché non riusciamo a sentire. Allora vedo un attimo se riusciamo con la regia a ripristinare il collegamento, perché se no non si capisce cosa dice. Zorzi, parole quelle di Draghi, insomma, che hanno ovviamente aperto il dibattito. La posizione del PD insomma è nota, bisogna capire adesso con gli alleati di governo cosa accadrà. Chiedo scusa, ma ho veramente l'audio disturbato e non sono riuscito a sentire le parole del consigliere Villanova. Non abbiamo sentite neanche noi, quindi nemmeno noi, per cui chiedo la risposta, veramente riesco a sentire. Ecco, non riusciamo a sentire neanche lei, allora c'è proprio un problema generale di audio. Vediamo, allora facciamo così, mentre testiamo voi due, andiamo da Scarabella e da Razzolini e vediamo se si risolve il problema. Scarabella non c'è o c'è? Non si sa. Razzolini? No, eccolo, lo vedo Scarabella. Scarabella, mi sente? Mi venga in aiuto. Non so se riuscite a sentirmi. Sì, la sentiamo. Abbiamo il torno in cuffia che facciamo fatica a sentire in studio. Ecco. Puoi ripetere la domanda? Allora, la domanda è, partiamo, allora, le parole di Draghi, del Premier, insomma, hanno aperto il dibattito, insomma, l'ha detto chiaramente alla domanda, ha risposto sì, sono favorevole all'introduzione dell'obbligo vaccinale. Sappiamo insomma che nel piano del governo c'è anche questo. In cabina di regia giovedì si deciderà sull'estensione del Green Pass, che è cosa certa, alle aziende, agli uffici pubblici, nelle modalità che verranno poi stabilite, e poi c'è questa ipotesi, ma molto più che ipotesi, dell'obbligo vaccinale. A quanto pare
che diventerà legge nel momento in cui, a quanto sembra, non si dovesse raggiungere l'immunizzazione del 90% della popolazione italiana. Questo potrebbe essere il paletto, però si va verso quella direzione. E questo ovviamente ha scatenato un po' il dibattito. Vorrei capire cosa ne pensa. Ma da un punto di vista personale credo che l'obbligo vaccinale sia veramente l'ultima carta che si può giocare il governo, ma solamente in via veramente cioè, se il rischio è fare un altro lockdown o mettere l'obbligo vaccinale, allora in questo caso posso concepire l'idea di imporre a questo punto purtroppo l'obbligo vaccinale. Ma io spero che veramente queste settimane prima diciamo dell'autunno che molte persone, soprattutto quelli più giovani e quelli diciamo della fascia a rischio, quindi più anziani che ancora non si sono vaccinati, che facciano queste scelte volontariamente e quindi se arriviamo diciamo, a livello nazionale ci saranno casi differenziati da regione a regione, ma se dovesse raggiungere una percentuale di persone vaccinate dalle garantire, insomma, scongiurati, chiusure, restrizioni, sono cose che abbiamo già vissuto in scenari che nessuno vuole ripetere. Allora mi auguro che obbligo resti una dichiarazione, conferenza stampa fatta per magari dare la spinta a qualche altro migliaio, centinaia di migliaia di persone di andare a vaccinarsi. Razzolini, sentiamo lei. Poi vorrei capire se riusciamo a risolvere questi problemi di audio, perché altrimenti è difficile fare un dibattito se non riusciamo a sentirci e a sentire quello che dicono. Allora chiedo aiuto alla regia nel caso casomai lanciamo un altro spazio pubblicitario per cercare di risolvere la situazione. Razzolini. Ma la posizione mia e quella di Fratelli d'Italia è la stessa, ovvero non siamo favorevoli al Green Pass perché lo riteniamo un po' una situazione che va a creare dei compromessi e non è corretta anche per tutto quell'aspetto produttivo e economico. Io sono vaccinato, quindi comunque non sono un Novax assolutamente, però come l'obbligo vaccinale e come il Green Pass non credo che sia una misura giusta. Sono consapevole che ancora c'è tanto da fare, bisogna promuovere, bisogna che il governo si attivi il più possibile per far capire che chi è vaccinato sicuramente ha dei rischi minori, perché è vero, oggi le terapie intensive sono per lo più vedono la maggior parte di persone non vaccinate, quindi questo è un problema, però è anche vero oggi che comunque chi ha il Green Pass non è detto che non possa tornare positivo e non è detto che non possa poi portare il virus, quindi andare a contaminare insomma qualche altra persona. Quindi su questo non è sicuramente la soluzione migliore. Per dirsi, sembrerebbe quasi più sicuro il tampone, perché se il tampone ti dice che sei negativo, sei effettivamente negativo e non puoi andare a contagiare nessuno, mentre se io sono seduto vicino a uno che ha il Green Pass, non è detto che questo che abbia il Green Pass non sia positivo e non possa contagiare. Quindi anche su questo bisogna fare un po' attenzione. Assolutamente. Quindi lei sì. sarebbe favorevole, diciamo, alla reintroduzione del tampone gratis, come chiede Salvini, insomma, creando però all'interno della Lega un dibattito non indifferente? Ma il tampone gratis, allora, il tampone magari con una rivalutazione, una svalutazione in questo caso del costo, perché oggi comunque un tampone che al farmacista costa 2-3 euro viene venduto a un prezzo decisamente ben più importante e sostenuto, quindi semmai andare a lavorare sul costo e sul prezzo del tampone per poter tenere sotto controllo la situazione. Ma noi stessi consiglieri regionali che abbiamo quasi tutti comunque il Green Pass, quando entriamo in consiglio regionale per fare appunto il martedì il consiglio, prima passiamo a fare il tampone per capire se siamo positivi o negativi, proprio perché si ritiene che oggi lo strumento più corretto e preciso sia quello del tampone per capire se c'è o meno la positività. Quindi questo è importante da dire, insomma.
Allora facciamo così, io lo dico alla regia, Tony Esposito e Marco Galeazzo, anticiperei la pubblicità che era prevista un po' più tardi, così magari diamo il tempo di risettare gli audio dei nostri ospiti. Cosa dite? Così abbiamo un po' di tempo per ricominciare un attimo da capo. Va bene? Allora pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora vediamo se riusciamo a parlare con i nostri ospiti. Torniamo da Alberto Villanova della Lega. Siamo partiti, insomma, stiamo partendo dal tema dell'obbligo vaccinale. Ieri Zaia in conferenza stampa ha detto che il vaccino ovviamente è fondamentale, la campagna va avanti, ma arrivare all'obbligo vaccinale sarebbe una sconfitta sociale. Però c'è questa ipotesi, a quanto pare, leggevamo insomma in queste ore le ultime indiscrezioni in vista della cabina di regia di giovedì, potrebbe essere il paletto, la condizione sine qua non per evitare l'obbligo vaccinale, quello di arrivare alla immunizzazione del 90% degli italiani e delle persone. Villanova, ripartiamo da qui. Io vi sento ancora malissimo, non so se mi sentite. Per quello che riguarda l'obbligo, come dicevo prima, io credo sia improponibile nel 2021 pensare ad un obbligo, perché non porterebbe ad un vantaggio dal punto di vista dei numeri della vaccinazione, della copertura vaccinale della popolazione, ma probabilmente porterebbe a ancora maggiori resistenze da parte di chi vuole vaccinarsi. Credo sia fondamentale il fatto di arrivare a convincere la popolazione che ancora non ha fatto a vaccinarsi. Per fare questo serve un'informazione capillare che va a smontare passo per passo tutte le bufale che tirano sul web. Questo è qualcosa che fino ad oggi non è ancora stato fatto in maniera nazionale, in maniera così diretta e così esplicita, che in modo da riuscire ad abbassare quella percentuale, circa il 20% di popolazione che ancora non ha aderito alle campagne. Dovrebbe essere attivata soprattutto a livello del governo, e secondo me sono assolutamente d'accordo con quello che dice il nostro governatore, cioè il fatto che l'obbligo sarebbe una sconfitta, perché vorrebbe dire che non siamo riusciti, e dico a livello proprio del governo e agli amministratori del territorio, non siamo riusciti ad arrivare a convincere la popolazione, e penso che nel 2021 sia anche abbastanza improponibile pensare ad forme di coercitive che porterebbero comunque, nel momento in cui si parla di obbligo vaccinale, quali sarebbero le sanzioni per chi vuole continua a non vaccinarsi o continua a non volere campagna vaccinale? Cioè, verrebbe portato di forza, sarebbe delle multe. Bisogna spiegare anche cosa porterebbe questo obbligo. Io penso sia molto corretto pensare a fare arrivare delle informazioni, a far capire quanto sia importante che al momento attuale il vaccino è l'unico strumento che ci può portare fuori da questo incubo, e soprattutto c'è la volontà di uscire da questa situazione che purtroppo è molto lunga, sta diventando veramente difficile, e quindi dobbiamo in qualche modo far capire la popolazione che l'unico modo di uscire di vaccinarsi, però la popolazione deve fare in maniera consciente, veramente non deve essere obbligata. Bene, l'abbiamo sentita non perfettamente, purtroppo ci sono problemi che non riesco a capire a livello tecnico, insomma, sulla ricezione dell'audio, e purtroppo è una cosa che investe un po' tutti i nostri ospiti, a parte Razzolini credo. Quindi vediamo se riusciamo a sentire anche Zorzi, poi decidiamo un attimo cosa fare, perché non riusciamo a fare un dibattito a quattro se voi non riuscite a sentirvi e noi non vi sentiamo. Allora, Giovanni Zorzi, in sostanza Villanova dice bisogna convincere, non è pensabile arrivare all'obbligo vaccinale, insomma la campagna deve essere quella della convinzione della... Zorzi è saltato, benissimo, ok, allora facciamo così, non saprei come andare avanti, credo che i problemi siano insormontabili in questo momento, allora facciamo così, rivediamo, così vediamo se riusciamo a ripristinare, altrimenti dobbiamo e mi scuso con gli ospiti, aggiornarci a una prossima volta. Vediamo le parole di Zaia di ieri proprio sulle vaccinazioni, sull'obbligo vaccinale, ma non solo, ha parlato anche
della terza dose, nuovamente arrivando a un appello al governo. Ne ha parlato Draghi, ha detto insomma arriveremo alla terza dose, però dice Zaia bisogna che ci sia una comunicazione immediata, puntuale per la terza dose. Sentiamo Zaia. Arrivare alla obbligatorietà è un po' una sconfitta, no, socialmente, no? Cioè tu dici, se un paese si ritrova costretto ad attuare l'obbligatorietà come piano di sanità pubblica, vuol dire che non c'è presa di coscienza. Il presidente del Veneto interviene sul dibattito apertosi dopo le dichiarazioni del premier Draghi, che non ha escluso l'introduzione dell'obbligo vaccinale nel nostro paese. Non sono ancora chiare le tempistiche e le modalità e il governatore avanza ipotesi su come l'esecutivo potrebbe muoversi. Io immagino che il primo step sul quale si ragionerà sarà quello di alcune categorie professionali. Obbligo vaccinale ed estensione del Green Pass, altro tema affrontato in conferenza dal Presidente del Consiglio, che spacca la maggioranza di governo con la Lega di Matteo Salvini contraria ad entrambe le opzioni. Zaia ricorda come in sede di commissione la Lega abbia presentato 916 emendamenti, segno, dice, del dibattito politico in corso. Alla fine la gran parte è stata ritirata, ne sono rimasti 40 e alcuni di questi hanno trovato approvazione. Noi stiamo operando in regime di Green Pass e non c'è nessuna mia posizione contro il Green Pass, ma del resto voglio ricordare che la Lega ha fatto approvare un emendamento secondo me corretto di allungamento dai 9 ai 12 mesi del Green Pass. Carroccio che poi chiede l'introduzione della gratuità dei tamponi, che dopo una prima fase in Veneto è stata tolta. Zaia ricostruisce le tappe che hanno portato a questa decisione. Noi, dice, siamo quelli che hanno fatto tanti tamponi gratuiti in un periodo in cui nessuno veniva a farli, ma per monitorare la circolazione del virus. Non voglio che qualcuno venda l'iniziativa del Veneto collegata o scollegata dal Green Pass. È una roba per i cavoli suoi, che aveva un motivo che era quello dello screening sociale. Li abbiamo sospesi in momento in cui il Green Pass ci ha fatto schizzare verso l'alto l'accesso ai tamponi. Non eravamo in grado di sostenerlo. C'è poi una questione, continua il Presidente del Veneto, che riguarda quei cittadini che comunque non possono vaccinarsi e che se vogliono andare al ristorante devono fare il tampone. Questo ad esempio è un'area grigia che ha diritto a una risposta. E a proposito di vaccini, la campagna di immunizzazione prosegue. Crescono le prenotazioni, superata quota 5.000 al giorno, con il 78,9% dei veneti che è già immunizzato, almeno con una dose, o ha prenotato la propria seduta. Dal Veneto poi un appello al governo perché si decida in tempi rapidissimi se sarà necessaria una terza dose per anziani e categorie fragili, perché questo ridisegnerebbe il calendario vaccinale. Che se parte la terza dose, tutti gli altri vanno in coda poi. L'invito a chi abbia deciso di vaccinarsi dunque è di farlo quanto prima. Oggi annuncio anche che abbiamo aperto le agende vaccinali fino al 30 di settembre. Allora così Zaia ieri purtroppo non riusciamo a risolvere quella problematica riguardante dell'audio, insomma, con i nostri ospiti politici per il dibattito politico consueto, insomma, dell'ultima parte dell'edizione straordinaria. Mi scuso con voi telespettatori e ovviamente con i nostri ospiti, ma è impensabile, insomma, fare un dibattito se gli ospiti non sentono cosa dicono tra di loro e ovviamente prima di tutto se noi non sentiamo quello che dicono, o meglio lo sentiamo talmente disturbato che non è possibile comprenderlo. Quindi mi scuso con loro, mi scuso anche con voi telespettatori e ovviamente ci aggiorneremo per il dibattito politico nei prossimi giorni, insomma, problemi insomma, che possono capitare ovviamente in rigorosa diretta e quindi noi andiamo avanti perché comunque le notizie non mancano. Allora dicevamo, c'è una notizia importante però che invece riguarda la proroga dell'utilizzo degli infermieri nelle case di riposo grazie a un emendamento di un senatore della Lega Trevigiano. E allora vediamo proprio questo servizio sulla proroga degli infermieri, che è un'arma importante per le case di riposo in queste settimane. Vediamo. Vediamo se c'è il servizio proroga infermieri. È un bel risultato, è un risultato che aspettavamo, che è stato costruito, era partito ancora a giugno con un'interrogazione, poi perfezionato, vorrei dire, con un ordine del giorno che il governo aveva approvato, e adesso finalmente
arriviamo a conclusione con l'approvazione dell'emendamento. L'emendamento approvato è quello presentato dal deputato della Lega Giuseppe Paolin, che proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2022, la possibilità di assumere personale sanitario e sociosanitario nelle RSA e nelle strutture per disabili provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea. Un risultato che, sottolinea il deputato, è frutto del lavoro di squadra del gruppo della Lega e degli altri colleghi di commissione. Con questo provvedimento, continua Paolin, tamponiamo le difficoltà delle RSA nel reperire medici ed infermieri, difficoltà che, se non fosse stato accolto l'emendamento, continua l'onorevole, avrebbero comportato il reale rischio di non accogliere più gli anziani nelle RSA, non potendo rispettare il rapporto infermieri-ospiti. Ma ci sono altri interventi che si rendono ora necessari. Con 14 milioni di anziani over 65 e 4 milioni di disabili, lo Stato dovrà prevedere e predisporre servizi in questa direzione. L'obiettivo sarà quello di aprire i numeri delle facoltà di medicina e infermieristica, che quelle realmente risolveranno il problema. E poi torniamo a sentire il governatore Zaia, anzi no, prima vediamo un altro servizio, perché ci sono anche, questa settimana è stata la settimana dell'arrivo dei profughi afghani che sono arrivati ovviamente in Veneto, distribuiti nelle varie province. Ora vediamo com'è la gestione a Vicenza di questi profughi con le cooperative che si stanno appunto che stanno lavorando per l'inserimento di queste famiglie nel territorio. È stato molto toccante quando il pullman è arrivato, appunto ovviamente era pieno di anche altre persone che sarebbero andate nelle altre destinazioni, quindi ecco questi visi che guardavano non sapevano bene dove si trovavano. Prima la fuga su un C-130 dell'aviazione italiana, poi la quarantena ed infine il viaggio in pullman attraverso l'Italia, destinazione Vicenza. La famiglia, 11 persone più nuclei uniti da parentela, 2 bambine di 9-10 anni, alcune donne incinte, è arrivata all'1:30 di notte, stanca, stremata. È scesa dal pullman, ecco 2 bambine di 9-10 anni, un momento molto toccante, in maniera molto dignitosa, ognuno con il proprio bagaglio, e in questo caso, in qualche caso era una borsa, in qualche caso era un sacchetto. Ad attendere il personale della cooperativa a pari passo. Abbiamo mostrato appunto l'appartamento molto grande, ecco, dove appunto avevamo già fatto la spesa, preparato alcune cose da mangiare, fatto i letti. Adesso sono giorni di pratiche burocratiche per il permesso di soggiorno, per il tesserino sanitario, di visite mediche, di iscrizione a scuola e quant'altro. Fortissima la solidarietà da parte del territorio, che già da subito si è fatta sentire inviando alla cooperativa materiale per la scuola piuttosto che capi d'abbigliamento, e non mancano anche offerte di lavoro. La famiglia che è arrivata ha un grado di studio molto elevato, sono quasi tutti laureati. Penso che abbiano la consapevolezza di avere anche delle capacità, no, delle conoscenze spendibili ovunque. Ovviamente tutto questo poi deve essere affinato, deve essere mediato nel contesto locale. Queste sono dunque le attività in corso in questa settimana. Abbiamo raccontato anche con il servizio nei giorni successivi della nostra linea Paronetto, che a Treviso ha mostrato quello che si stava predisponendo all'interno dell'ex caserma Serena per i profughi afghani. L'obbligo vaccinale è ancora il tema cardine di questi giorni, lo dicevamo, cabina di regia giovedì per decidere intanto sull'estensione del Green Pass alle attività ovviamente delle aziende, delle imprese, degli uffici pubblici, le modalità, quali saranno anche i tempi, e poi c'è questo input sull'obbligo vaccinale che potrebbe diventare legge nel momento in cui non si raggiunga una soglia di immunizzazione sicura nella popolazione italiana. Allora, l'obbligo vaccinale si discute in tutto ovviamente il Veneto, anche a Vicenza. Sentiamo i vicentini. Penso che sia responsabilità un po' di tutti vaccinarsi, e sono pro alla vaccinazione, quindi va bene anche se diventasse obbligatoria? Sì, diciamo che per me è una questione societaria, quindi dobbiamo abbracciarla tutti. Si potrebbe ancora continuare a convincere le persone.
perché ci sono degli ideologismi, bisogna seguire la scienza perché la scienza ha salvato tante vite umane. Draghi fa bene ad essere duro, gli altri sono delle persone che vogliono limitare a noi che ci siamo vaccinati la libertà. Le loro libertà si fermano quando iniziano le nostre libertà. E quindi è favorevole alla vaccinazione obbligatoria? Iper favorevole. Se può essere utile per convincere le persone, per me le persone devono essere libere di scegliere, diciamo fondamentalmente, però è anche una cosa abbastanza ovvia il fatto che vaccinandosi è meglio, secondo me. Quindi va bene l'obbligo, se ci si dovesse arrivare? È una brutta parola, obbligo. Sarebbe bello che le persone ci arrivassero da sole. Sono pienamente d'accordo. Secondo lei quindi basta star lì a tergiversare, a cercare di convincere? Di farla finita. Se vogliamo uscire purtroppo. Non piace a nessuno, ma... Sì, doveva farlo già dall'inizio secondo me, così almeno tutte le categorie, non solo gli insegnanti o altro. Era più giusto per tutti, io credo, ecco. Visto che siamo una comunità, è giusto che tutti contribuiscano. Quindi sia l'obbligo vaccinale? Sì, sono d'accordo. Allora, per quanto riguarda la posizione della Lega, un aggiornamento, c'è stata una videoconferenza tra Matteo Salvini, leader della Lega, e i presidenti delle regioni, Fedriga, Fontana, Fugatti, Solinas, Spirli, Tesei e Luca Zaia, e la Lega comunque lancia le sue proposte su piano vaccinale e Green Pass. Allora, al primo punto c'è la promozione della campagna vaccinale riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci delle regioni, della struttura commissariale del governo. Quindi una campagna vaccinale che deve essere spinta ancora di più per evitare l'obbligo. Si parte dall'assunto che un incremento delle adesioni può essere ottenuto con informazioni corrette, salvaguardando la libertà e evitando obblighi e costrizioni che potrebbero servire solo in via eccezionale per alcune categorie specifiche. Il secondo punto è l'uso del Green Pass per favorire aperture in sicurezza a partire dai grandi eventi, per esempio concerti o eventi sportivi, ma senza complicare la vita degli italiani. Quindi vengono proposti, dice la riunione del vertice tra Salvini e i governatori, vengono proposti tamponi gratuiti per alcune categorie, così da permettere agevolmente l'ottenimento del Green Pass, ad esempio per i minori che fanno sport o le persone che non possono vaccinarsi, la possibilità di usare tamponi salivari molecolari per ottenere il Green Pass e infine l'estensione dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali prescrivibili anche dal medico di medicina generale. Queste sono le proposte, concordate tra Salvini e i governatori del Carroccio da portare di fatto a Draghi, quindi una massiccia campagna vaccinale, un'accelerazione della campagna vaccinale per evitare lo spettro dell'obbligo per legge, e come sapete la condizio che pare possa essere messa dal governo, dal premier, dal ministro Speranza, è quello di arrivare a una immunizzazione del 90% degli italiani. E poi sul Green Pass il tema del tampone gratuito, che è un po' creato scompiglio all'interno della Lega, soprattutto della Lega in Veneto, visto che Salvini premeva per il tampone gratuito. In Veneto il Veneto è stato il primo a farlo, ma in determinate condizioni poi non era più possibile, e quindi si è reintrodotto ovviamente il tampone a pagamento anche per evitare le scorciatoie, le scorciatoie dei, tra virgolette, furbetti che dovevano andare in vacanza o per andare a mangiare la pizza. Però ecco, la mediazione sarebbe tamponi gratuiti per alcune categorie, in modo da permettere agevolmente l'ottenimento del Green Pass, ad esempio ai minori che fanno sport o persone che non possono vaccinarsi, quella zona grigia di cui parlava Zaia ieri. Quindi queste sono le linee della Lega dettate nel confronto tra Matteo Salvini e i governatori, in modo da avere una linea comune ed evitare quei mal di pancia o quelle contrasti, quelle divisioni un po' che si sono raccontati in questi giorni post conferenza stampa di Mario Draghi. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti di cronaca, ve li diamo subito nel caso, perché abbiamo raccontato purtroppo dell'incidente mortale avvenuto a Mestre, a Mirano, tra Mirano e Dolo, lungo la tangenziale di Mestre, con un bambino di 5 anni. Abbiamo raccontato del 17enne padovano morto dopo alcune ore in ospedale per aver provato la moto dell'amico. Abbiamo raccontato e stiamo raccontando in questa mattinata della paura a Trieste per la sparatoria che è avvenuta questa mattina
questa mattina a Trieste in pieno centro, 2 persone fermate, 7 i feriti di cui 1 grave. C'è anche una notizia che riguarda il caporalato, ne abbiamo parlato prima in collegamento con la nostra Lina Paronetto quando si trovava in piazza Borsa a Treviso con i sindacati, tra i tanti temi c'è anche quello del caporalato. Ebbene, c'è una vicenda che riguarda anche il Veneto, seppur marginalmente, ma riguarda anche il Veneto, è quello di badanti moldave sfruttate, un'operazione dei carabinieri a Potenza insieme alla Procura distrettuale antimafia, una associazione per delinquere specializzata nel trasferire nelle province di Potenza e Matera dalla Moldavia donne a utilizzare come badanti che venivano private del passaporto e sottoposte a condizioni di duro sfruttamento. Ebbene, dei 6 fermi eseguiti dai carabinieri insieme alla Procura distrettuale antimafia, 1 è stato eseguito in provincia di Padova, e dunque ancora una volta che Padova, che torna un po' al centro delle cronache per quanto riguarda il caporalato. Ricorderete il caso della Grafica Veneta, insomma, o meglio della azienda in subappalto a Grafica Veneta. Ancora notizie che leggiamo in questo momento, torniamo alla Marca, l'ultimatum del sindaco di Vedelago a un gruppo di giovani che alcune notti fa hanno imbrattato con lo spray le pareti delle scuole medie, hanno 48 ore di tempo per compiere un atto personale di assunzione di responsabilità o verranno denunciati in base alle immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze. Lo ha detto il primo cittadino Cristina Andretta, che ha mandato un messaggio ai presunti autori del gesto. Atti vandalici dunque in centro nella zona di Vedelago, i sindaci insomma che prendono provvedimenti e lanciano questo messaggio, come in questo caso il sindaco di Vedelago, a questi ragazzi che hanno creato queste scritte, che hanno imbrattato i muri. Allora, torniamo a parlare di problematiche legate agli agricoltori, ma non solo, perché il nostro Lucio Zanato nel prossimo servizio ci parla di una situazione che si sta verificando nella zona del Monfenera. Siamo dunque nel Trevigiano, si sente parlare molto negli ultimi tempi dell'emergenza cinghiali, ma esiste nella zona anche un allarme che riguarda i cervi. Allora vediamo con Lucio Zanato proprio questo servizio che riguarda la zona del Monfenera e quello che è un vero e proprio appello da parte delle persone che lavorano in zona, agricoltori che lavorano in zona e che appunto vedono questa invasione, chiamiamola così, o meglio queste situazioni di disagio create non dai cinghiali, che pure ci sono, ma dai cervi. Dopo e con i cinghiali è emergenza cervi sul Monfenera e questi alberi ne sono la testimonianza evidente. I cinghiali fanno danni bassi, fanno danni alla corteccia erbosa, sapete benissimo nei pascoli cosa fanno. Ma quelli che vedete qua sono esclusivamente danni da cervi, arrivano fino a 3 metri, quando si alzano e vanno a brucare le giovani piante, vanno a brucare i castagni, fanno danni. Una situazione che in più occasioni è stata evidenziata alle autorità, ma al momento non c'è stato nessun provvedimento, oltre alla possibilità di un rimborso economico ai danneggiati. Uno può anche fare domanda di rimborso di danni, ma viene pagato il 5% del danno. C'è una burocrazia per fare la domanda, allora se uno ha anche 2.000 euro di danni prende 100 euro. Agricoltori che chiedono alla Regione di intervenire come in Cansiglio con una caccia di selezione. Si deve arrivare, sì, a una caccia di selezione secondo me, dopo là non so, saranno le autorità che decideranno cosa fare, solo che la situazione qua è tragica, ci sono branchi di cinghiale e mi sa che ormai ci sono anche branchi di cervi. Conseguenze di un ecosistema profondamente cambiato dall'uomo e che ora, anche con la caccia, non si riesce più a regolare. E l'esempio arriva proprio con i cinghiali. Sono pochissimi i cacciatori che controllano, certe altane sono state abbandonate, sì, sono pochi i cacciatori che ormai si dedicano a questa caccia. Mi dicono che è una spesa e ormai la carne di cinghiale non è una novità, una volta sui ristoranti andare a mangiare il cinghiale era una novità, adesso non è più apprezzata. Il risultato è lo sconforto degli agricoltori di montagna, con molti che pensano di gettare la spugna. I danni sono morali perché quando uno viene qua, ha piantato le piante, le ha innestate e poi si trova con piante ridotte in questa maniera, il danno è più morale che economico, ma questa è la situazione.
Adesso l'aggiornamento sulle ricerche di Federico Lugato, il 39enne, lo ricorderete, l'abbiamo raccontato in questa settimana, che è scomparso davvero da 9 giorni, svanito nel nulla nella zona di Val di Zoldo. Sono ripartite oggi e proseguiranno almeno fino a domani le ricerche del 39enne, residente a Milano ma d'origine mestrina, disperso dal 26 di agosto, ormai 9 giorni fa, in Val di Zoldo, nelle Dolomiti Bernunesi. Una settantina le persone operanti nelle ricerche, tra soccorso alpino, guardia di finanza, vigili del fuoco, protezione civile e altri volontari privati che hanno risposto agli appelli della moglie diffusi tramite i canali social e che si sono distribuite nelle aree loro affidate dal centro mobile di coordinamento delle operazioni. Sono state battute finora la parte bassa della Val Prampera fino a verso Forno di Zoldo, da Casera di Mezzodì verso l'abitato e da sopra il rifugio Soral Sas a scendere. I droni, anche le ricerche coi droni, hanno sorvolato le rocce sottostanti il rifugio e l'area del Castel de Moschesin, dove nei giorni scorsi anche l'elicottero aveva effettuato delle perlustrazioni. È davvero una ricerca ormai angosciosa, quello del 39enne, 9 giorni in cui la moglie ha più volte lanciato un appello a aiutare nelle ricerche, perché dice: Federico ci sta aspettando. Insomma, c'è la convinzione che Federico possa essere ancora vivo. Vi facciamo un aggiornamento sulla questione delle elezioni comunali, l'abbiamo detto velocemente, lo ricordiamo adesso. Le elezioni comunali perché? Perché oggi si sono chiuse le liste per le elezioni comunali amministrative del 3 e 4 di ottobre e quindi oggi si conosceranno tutti i nomi dei ufficialmente candidati sia come sindaco sia come consiglieri comunali. Sono ben 84 i comuni al voto in Veneto, distribuiti così. La provincia che ha il maggior numero di comuni al voto è Verona, con 23 comuni, di questi 2 previsti in un eventuale ballottaggio, quindi sopra i 15.000 abitanti, quindi da tenere d'occhio, cioè Bovolone e San Giovanni Lupatoto. Poi Vicenza con 12 comuni, andiamo in ordine di numero di comuni al voto. Vicenza 12 comuni, però di questi nessuno sopra i 15.000 abitanti. Il più importante dei 12 comuni al voto a Vicenza è Caldogno. Poi con 14 comuni abbiamo Padova che vede Albignasego, Cittadella ed Este come 3 di questi 14 comuni sopra i 15.000 abitanti, quindi con l'eventualità del ballottaggio. Poi ovviamente gli occhi puntati per la provincia di Padova saranno l'anno prossimo, con la Città del Santo che sarà impegnata nell'agone elettorale. Venezia 11 comuni al voto, con Chioggia, i fari puntati su Chioggia, che è il comune con il maggior numero di abitanti che va al voto in Veneto in questa tornata elettorale, ma ci sono anche tanti altri comuni interessanti al voto insieme a Chioggia, ad esempio Dolo, Caorle, Cavarzere e Musile di Piave. Quindi staremo a vedere. Poi Treviso 8 comuni al voto, di questi 4 potrebbero andare al ballottaggio, 4 sopra i 15.000 abitanti, Conegliano, poi Montebelluna, Oderzo e Villorba. Ancora Rovigo 8 comuni, nessuno di questi sopra i 15.000 abitanti, tra questi ricordiamo Rosolina, e poi Belluno 8 comuni al voto, anche qui nessuno di questi sopra i 15.000 abitanti e tra gli altri ci sono Alano di Piave, Alpago e Val di Zoldo. Questo per quanto riguarda i comuni al voto. Allora questa sera faremo un po' il riepilogo dei numeri delle elezioni amministrative, quanti saranno i candidati, qual è l'esercito dei candidati al voto e quanti poi si potranno sfidare. Dunque il 3 e 4 di ottobre si vota in queste 2 giornate e poi lo spoglio inizierà alle 15 di lunedì. Ovviamente li seguiremo in diretta, una lunga maratona elettorale fra un mese esatto, tutto quello che accade con collegamenti, ospiti in studio, tutto quello che accade in quelle ore per quanto riguarda le elezioni comunali. Torniamo al Green Pass e torniamo alla scuola. Prima dell'arrivo delle elezioni comunali ci sarà il D-Day della scuola, che seguiremo ovviamente il 13 di settembre, ma
l'inizio delle lezioni il 13 settembre, la scuola è già iniziata di fatto per i docenti, per il personale scolastico il 1° settembre. Sappiamo che ci sono stati i primi problemi un po' in tutte le province. Vediamo cosa ci racconta la preside di un istituto trevigiano in questi primi giorni, le difficoltà della gestione. Il primo giorno si è accesa per 2 volte la schermata rossa certificazione non valida, però abbiamo invitato queste persone ad andare al lab vaccinale o in una farmacia per verificare se qualcosa non andava nel loro Green Pass. Sono tornate all'incirca dopo 1 ora e mezza. Separatamente, però entrambe si è accesa la spunta verde e a quel punto le abbiamo ammesse nell'istituto, ma tutto nella massima civiltà. Bilancio nel complesso positivo per questi primi giorni di obbligo di Green Pass a scuola per docenti e personale ATA, nonostante le preoccupazioni della vigilia di eventuali contrapposizioni tra opinioni personali divergenti o possibili difficoltà nel controllo della certificazione. Più semplice controllare sicuramente il Green Pass esibito sul telefonino rispetto al cartaceo. Spesso il QR del cartaceo si fa fatica a leggerlo, questo comporta un'operazione che allunga i tempi e quando le persone che stanno entrando sono parecchie si forma una coda e magari questo è poco piacevole. Durante la conferenza dei servizi convocata per la prima volta per tutti i dirigenti scolastici d'Italia, il ministro Bianchi ha assicurato che per l'inizio dell'anno scolastico, in Veneto il 13 settembre, sarà attiva negli istituti la piattaforma ministeriale che metterà in comunicazione il sistema informatico del MIUR, nel quale è registrato tutto il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione e quello del Dicastero della Salute, con i dati aggiornati sui Green Pass da vaccino e sui certificati temporanei da tampone. Il dirigente la mattina, se ho capito bene, vede una schermata di semafori rossi e verdi. In presenza di semafori rossi, ovvero Green Pass non validi, si dovrà procedere manualmente con il controllo attraverso l'app Verifica C19. Se la conferma è di certificazione non valida, invitare la persona a mettersi in regola, sospendere la persona, decorrono i 5 giorni per mettersi in regola, dopo il quale viene sospeso anche dallo stipendio. Per snellire le procedure ed evitare assembramenti, il Planck anche quest'anno ha deciso di scaglionare gli ingressi degli studenti, con un gruppo che entrerà alle 8:15 e un altro alle 9:15, con entrate diverse per il corpo docente e i ragazzi. Così allora l'esperienza del preside Paul. Vediamo invece un po' i primi giorni anche a Vicenza, insomma le problematiche legate alla scuola, in questo caso anche all'università. Sicuramente c'è l'obbligo del possesso del Green Pass, quindi l'accesso è consentito esclusivamente alle persone dotate di Green Pass. Bisognerà adeguarsi e chi non ce l'avrà verrà applicata la normativa ministeriale per i dipendenti universitari. I controlli del Green Pass sono già una realtà anche nella sede universitaria di Vicenza. Dipendenti e collaboratori vengono controllati metodicamente secondo le disposizioni impartite dagli atenei di riferimento di Padova e Verona. Le novità saranno invece i controlli sugli studenti, che a differenza di medie e superiori qui per accedere all'università è richiesto il certificato sanitario. Il controllo è previsto a campione secondo le indicazioni ministeriali e stiamo attendendo appunto un DPCM. Modalità che saranno applicate quando effettivamente prenderanno avvio le lezioni dei 5.000 iscritti vicentini. L'ultima settimana di settembre inizierà economia e sicurezza alimentare, mentre i corsi di ingegneria partiranno ad ottobre. Quindi lì saranno gestiti i grandi numeri di affluenza degli studenti. Per il momento sono in corso alcuni appelli ed è demandato il controllo facoltativo a chi organizza, quindi al docente e ai tecnici amministrativi che organizzano l'appello. Qualche piccola coda si era formata nei primi giorni dopo l'entrata in vigore del controllo della temperatura. È probabile che lo stesso si ripeta anche con il Green Pass, uno strumento che comunque appare ben accetto anche dai ragazzi. Io ad oggi penso sì che sia necessario, perché se vogliamo cercare di uscire da questa situazione è giusto appunto farsi il vaccino. Io penso che sia giusto introdurre l'obbligo del Green Pass, perché credo che sia l'unico modo per uscire il prima possibile da questa situazione di emergenza, e quindi sono a favore anche dell'obbligo vaccinale.
Allora adesso vediamo invece un'altra cosa, torniamo alla mostra del cinema. Abbiamo raccontato oggi un po', per chi se lo fosse perso, tanti aspetti della mostra del cinema. Il nostro Filippo Fois ha sentito Valentina Martelli, che è una produttrice, giornalista ma anche produttrice, che vive e lavora a Los Angeles, e quindi l'Italia che guarda anche agli Stati Uniti. Abbiamo raccontato di una giornata che vede il secondo film in concorso italiano di Michelangelo Frammartino, Il buco, ma anche l'atteso documentario Becoming Led Zeppelin sul più grande gruppo rock di tutti i tempi, e c'è anche Jimmy Page proprio all'idolo, storico chitarrista dei Led Zeppelin. Abbiamo visto anche l'accordo tra Veneto Film Commission e la Regione per il connubio turismo e cinema. Abbiamo sentito l'assessore regionale Federico Caner, ma anche il direttore Luigi Baciali in veste di presidente della Veneto Film Commission. Continuiamo a raccontare anche i protagonisti di questa 78esima mostra del cinema di Venezia. Abbiamo visto l'intervista al giovane protagonista del primo film in concorso italiano di Paolo Sorrentino, ma tra i protagonisti dei primi giorni c'è stato anche il regista Andrea Segre, che ha raccontato in due film, ha portato 2 film alla mostra. In uno di questi ha raccontato una Venezia, alcune facce e un dilemma molto attuale di Venezia tra residenzialità e case affittate ai turisti. Allora è sempre il nostro Lorenzo Maier, il nostro uomo al Lido, lo ha incrociato e avvicinato in questi giorni, gli ha fatto un'intervista. Sentiamo cosa ha detto il regista Andrea Segre a Lorenzo Maier. Quest'anno appunto faccio questa doppietta, anche se insomma uno è un vero film, che è Welcome Venice, l'altro è un piccolo diario filmato che ho fatto per la Biennale, che mi ha chiesto di raccontare la mostra dell'anno scorso, che è Welcome Venice, che è un film incentrato sul rapporto, il conflitto tra 2 fratelli di Giudecca, l'isola più popolare di Venezia, che devono un po' decidere cosa fare della propria casa, perché uno dei 2 vuole continuare a viverci, anche se fa fatica a viverci, e l'altro invece vuole metterla a disposizione dei turisti. Venezia che ispira molto, direi. Welcome Venice è in realtà la terza tappa di una trilogia che ho fatto in questi 3 anni e che ho presentato qui alla mostra. Il primo era Il pianeta in mare, nel rapporto tra il lavoro industriale e la città nella zona industriale di Marghera. Il secondo doveva essere uno spettacolo teatrale, ma poi la pandemia lo ha fermato, sul rapporto tra Venezia e le acque, ed è nato Molecole. E il terzo invece appunto il rapporto tra Venezia e i suoi abitanti. Così registra Andrea Segre. Adesso torniamo a parlare degli eventi che ritornano dopo tanti mesi di pandemia. Uno in particolare che riguarda il Padovano, ma è una fiera storica veneta, perché pensate arriva adesso all'edizione numero 837 e torna finalmente dopo la sospensione forzata del settembre 2020, ovviamente con tutte le regole del Green Pass e le regole ovviamente della sicurezza, della Fiera dei Mussi a Tre Basiliche. Finalmente siamo riusciti, anche se in ritardo, ad avviare la programmazione della fiera e riusciamo a fare almeno gli eventi fondamentali della nostra tradizione. La gioia del sindaco è quella di tutta una comunità, orfana nel 2020 del suo appuntamento più importante, la Fiera dei Mussi, che in questo 2021 spegne 837 ideali candeline. Anche i simpatici mussi indossano la mascherina nel manifesto dell'appuntamento, ma l'importante è fare festa insieme. Accesso consentito con Green Pass, si ricorda, giornata clou martedì 7 settembre. È il giorno della Fiera dei Mussi, quindi nel Parco Draganziolo, mostra mercato del bestiame, dei mussi, di attrezzature agricole e esposizione un po' di tutto quanto, con bancarelle, mercato e inaugurazione ufficiale. Il taglio del nastro alle 10:45 sarà preceduto all'alba dalla tradizionale colazione di trippa alla parmigiana. Una settimana di festa per Tre Basileghe, con il Luna Park aperto e vari appuntamenti. Sabato 4 settembre la festa del camionista, domenica 5 la Fiera degli Uccelli, domenica 12 la gara ciclistica amatoriale e di pattinaggio
corsa e la rassegna cinofila. Nel rispetto delle norme, la degustazione dei piatti tipici sarà affidata agli osti in strada. Ci sono dei punti di ristoro, dei punti di degustazione dei nostri piatti tipici, che sono in particolare la trippa e il baccalà o le specialità con la carne di musso. Giornate di festa, di ripartenza e incontro che si chiuderanno il 12 settembre con i tradizionali fuochi d'artificio. Queste dunque le novità per la storica Fiera dei Mussi a Trebaseleghe. Allora, l'ultimo aggiornamento che vediamo prima di salutarci, torniamo alle immagini con cui abbiamo aperto la nostra edizione straordinaria che riguardano Trieste, cioè l'immagine della sparatoria avvenuta questa mattina alle 8 a Trieste. E dunque, solo per ricordarvi quello che è accaduto, questa mattina alle 8 questa rissa degenerata e poi una vera e propria sparatoria, prima una rissa a colpi di spranga e poi colpi di pistola. Sono sette i feriti, non 8 ma 7, abbiamo fatto questo aggiornamento poco fa, eccolo qua, 7 feriti, 2 persone fermate, un gruppo di operai stranieri albanesi e kosovari, un dissidio probabilmente legato al lavoro che è diventata una vera e propria sparatoria che ha terrorizzato ovviamente il centro, indagini in corso, 2 persone fermate e una città che si è svegliata con questa vicenda che li ha fatti davvero tremare tutti. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e l'appuntamento alle 18:30 con il telegiornale del Veneto. Vi racconteremo anche i numeri dei candidati, i numeri delle elezioni comunali, visto che oggi si sono chiuse le liste, sono 84 i comuni al voto tra un mese esatto circa. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Tempo tutto sommato buono, anche se il passaggio di un flusso instabile causerà qualche disturbo al nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 4 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, la grafica ci mostra una situazione tranquilla e in effetti sarà così per gran parte della giornata. Nel pomeriggio tuttavia non si escludono maggiori addensamenti e locali acquazzoni sulle Alpi. Temperature stazionarie minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 23 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole con nelle ore pomeridiane più nubi sui monti ma in genere senza piogge. Temperature minime tra 14 e 19 gradi, massime sui 26-27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bello al mattino, a seguire annuvolamenti e locali veloci rovesci. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.